Buongiorno a tutti e vi inviterei a prendere posto perché tra pochissimi istanti ci avviamo ad iniziare questa mattinata che auspichiamo essere non solo impegnativa ma anche, e lo sarà, utile e produttiva per tutti sia da una parte che dall'altra ovviamente di questo tavolo, di questa stanza, e ci avviamo appunto a iniziare la mattinata di evento di lancio del PowerFest 14-20. Percorso impegnativo, lo è stato, lo sarà ancora di più, ma siamo tutti attrezzati per affrontarlo con la massima determinazione. E prende subito la parola l'assessore alla programmazione, Fondi FAS, FSC, FESR, ha tante deleghe che sa gestire con grande dinamicità, poi ci pensa la struttura a farlo impazzire, l'assessore Federico Caner. A lei la parola, assessore. Bene, grazie e buongiorno a tutti innanzitutto per essere presenti oggi. Ringrazio anche gli ospiti che vedete al tavolo, poi andremo a presentarli. Comunque c'è alla mia destra il segretario generale della programmazione Luca Felletti, alla mia sinistra c'è il dottor Nigri, direttore generale per le politiche regionali della Commissione europea. Poi abbiamo il dottor Vecchiato, lo conoscete, il dottor Cecchinato anche, che fa parte del Dipartimento Politiche e Programmazione e Autorità Gestionale del FESR, e poi Alessandro Busso, perfetto. Il dottor Martini non può essere presente, si scusa, purtroppo ha avuto impegni improrogabili e comunque ci tiene a ringraziarvi, ha mandato anche del materiale, poi vedremo se magari i tecnici riusciranno anche a far vedere quanto presentato dal dottor Martini. Ma velocemente io mi aiuto, più che un effetto lancio, onestamente voi siete il tavolo di partenariato, quindi avete di fatto collaborato anche alla stesura di questo lavoro, quindi andremo anche a illustrare un attimo quali sono i passaggi più importanti. Alcune cose le conoscete già, mi aiuterò con delle slide che commenterò perché il lavoro, come sapete, è abbastanza anche ampio e importante. Beh, come vedete qui velocemente, questo lo conoscete già, sono un po' le tappe più significative da quando siamo partiti. È una prima slide così, diciamo, di introduzione. 2014 l'approvazione in giunta, l'aspetto più importante riguarda proprio la fase decisionale che si è avuta il 17 agosto del 2015, dove c'è stata l'approvazione di questo POR. Diciamo che è stata garantita la concentrazione delle risorse in un numero ridotto di azioni, che era quello un po' che ci proponevamo per evitare anche la dispersione dei finanziamenti. È stato eliminato l'asse riguardante la capacità amministrativa, sono stati però potenziati gli investimenti su ricerca e trasferimento tecnologico ed è stata assicurata una maggiore attenzione agli aspetti della sostenibilità ambientale, che poi andremo a vedere anche con slide successive su in cosa si traducono. Anche questa è una slide molto veloce, sapete meglio di me, sono circa... le vedo qua, bravo, grazie, perché io mi giravo il video davanti, perfetto. Sono circa 600 milioni, l'importo a disposizione, appunto i 600 milioni, è utilizzabile fino al 2023, queste sono cose che conoscete già. Andiamo alla slide successiva, questa invece penso valga la pena di commentarla un po' di più, non tanto per la differenza rispetto al precedente POR, che è passato, come vedete, da 448 milioni ai 600 dell'attuale. Si evidenzia quello che è l'intervento dell'Unione Europea, che passa dai 206 milioni ai 300, si evince anche una diminuzione dei finanziamenti statali da 215
a 210, non lo faccio in polemica, prendo atto, è una situazione di fatto, però vorrei soprattutto ricordare lo sforzo politico, e questo sì, che la Regione ha fatto nel fare un passaggio diciamo di scelta politica dai 27 milioni di confinanziamento che la Regione ha messo nel precedente POR rispetto ai 90 che invece mette in questa programmazione. Ecco, questo credo che debba essere sottolineato, proprio perché, come dico sempre, ormai molti di voi mi hanno sentito, mi lamento sempre della situazione economica attuale, soprattutto di questa legislatura, delle difficoltà e risorse a disposizione, quindi fare questa scelta significa credere in questo strumento, ed è per questo che credo che noi tutti dobbiamo essere responsabilizzati, ogni singolo soggetto, il Consiglio in primis, che ha approvato anche questo POR, la Giunta, le strutture amministrative che sono anche qui presenti al tavolo, e dopo giustamente i soggetti beneficiari e voi, il tavolo del partenariato, quindi un po' tutti insieme abbiamo una grande responsabilità, insomma, ecco, quindi non possiamo fallire. Velocemente, queste le sapete meglio di me, sono i 6 assi di intervento. La principale priorità è riservata alla competitività dei sistemi produttivi, cioè l'asse 3, che sono circa 170 milioni, poi attività di innovazione e trasferimento tecnologico, che è l'asse 1, l'asse 2 dell'agenda digitale, l'asse 4 sostenibilità energetica e poi l'asse 6 sviluppo urbano e sostenibile. Il 5, che poi andremo a vedere anche, molto importante, è un asse al quale la Regione tiene molto relativamente al rischio sismico e idraulico, e voi sapete, la vedete sotto gli occhi di tutti, la situazione del Veneto da questo punto di vista, quindi sarà molto importante. Ecco, diciamo che possiamo riassumere questo intervento, questo POR in 3, vedete questa torta, che in sostanza noi parliamo di 3 crescite di fatto con questo POR sulle quali vogliamo puntare: la cosiddetta crescita intelligente, cioè l'insieme di tutte quelle diverse azioni del POR che potremmo appunto chiamare crescita intelligente, che rappresenta circa il 55% della torta messa a disposizione. L'altra, che riguarda la crescita inclusiva, circa il 21%, e l'ultima riguarda la crescita sostenibile, che appunto è l'importanza dell'ambiente, di tutte le manovre che andremo a fare per investire dal punto di vista della sostenibilità ambientale, e dunque possiamo affermare che c'è un equilibrio importante tra queste 3 diverse propensioni alla crescita. Le andiamo a vedere velocemente. La prima è la crescita intelligente. Ecco, qui il dato importante e fondamentale sul quale vogliamo puntare su questo POR è il fatto di creare sistema. Quindi le azioni che andremo a fare sono per cercare di sostenere il sistema nella sua interezza. Per essere competitivi bisogna aggregarsi, lo sapete meglio di me, e quindi dovremo cercare di affrontare questo impegno non come singoli, ma come sistema Veneto. Per questo in molte azioni dall'asse 1 all'asse 3 viene privilegiato appunto l'approccio integrato di distretto o di rete, sia che parliamo di innovazione che di internazionalizzazione dei sistemi produttivi, sia che parliamo di servizi. Questo tra l'altro mi pare che mi venisse anche chiesto, dialogando anche con le categorie a tu per tu nei vari incontri che ho fatto, e quindi penso che questo sia stato mantenuto come approccio. Diciamo che ci deve essere un approccio più consapevole all'impresa di servizi, non solo quelli turistici, anche se a me sono molto cari, anche per le altre deleghe che ho, e a cui è destinata un'azione specifica, però dobbiamo tenere presente che il cuore del sistema rimane l'impresa manufatturiera, anche se il tutto è, diciamo, in un contesto generale molto più equilibrato rispetto anche agli altri servizi, agli altri tipi di imprese. Un intervento particolare rivolto alle nuove imprese sarà sempre legato al tema delle imprese giovanili e femminili.
quindi ci sarà un'attenzione particolare a questo, anche se noi auspichiamo, e sarà il compito nostro, di fare un'analisi molto più accurata dei business plan per una migliore valutazione delle potenzialità delle imprese, quindi sì, attenzione al mondo delle imprese giovanili e femminili, ma attenzione anche ai business plan che verranno presentati in una maggiore valutazione. Il tutto lo potremo riassumere con una parola molto importante che piace a tutti noi, ma che poi dovremmo sostenere, che è l'innovazione. E quindi da qui parte quella che è la cosiddetta strategia di specializzazione intelligente, e quindi se vogliamo che il nostro faro per orientare queste risorse, puntando principalmente sul rafforzamento dei sistemi agroalimentari, fabbrica intelligente, moda e casa, sono quattro, scusate, materie importanti dove il tema dell'innovazione deve entrare con più forza. Questi sono alcuni dati veloci, insomma, per quanto riguarda la crescita intelligente, cioè quello che vi ho detto si traduce in cosa? Quali sono le aspettative che noi abbiamo monitorando queste azioni? È quello di arrivare a sostenere quasi 6.500 imprese, 1.000 di nuova creazione. Ci attendiamo che il tutto porti a circa 2.400 assunzioni, poi qui vedete numeri precisi, poi ovviamente saranno più o meno, però queste sono le cifre che noi ci aspettiamo dall'intervento sulla crescita intelligente. L'altra crescita fondamentale è la cosiddetta crescita sostenibile. Anche qui il POR era tenuto ad investire almeno il 20% delle risorse sul tema della sostenibilità energetica, per ovviamente venire incontro a quelle che sono anche le richieste a livello europeo. C'è stato anche poco tempo fa la conferenza di Parigi sul il contrasto al cambiamento climatico, e la riduzione della CO2 è uno degli assi importanti, insomma, che dobbiamo seguire. In sostanza stiamo parlando di efficientamento energetico dei cicli produttivi delle imprese, efficientamento degli edifici pubblici, in particolare quelli comunali, quindi qui in particolare anche ai sindaci presenti o ai responsabili degli enti locali, questa è un'azione molto importante, e l'abbattimento dei consumi di illuminazione pubblica, anche questo è un tema fondamentale. Con i fondi POR sono previsti alcuni interventi sperimentali, sempre su questo tema qua della sostenibilità ambientale, e parliamo della cosiddetta smart grid, che sarebbe in sostanza l'insieme della rete di informazione con la rete della distribuzione elettrica. Voi sapete che noi attivandoci verso quelle che sono fonti, maggiormente insomma verso quelle che sono le fonti rinnovabili, voi sapete che le fonti rinnovabili rispetto alle altre sono meno programmabili, di conseguenza hanno degli scostamenti, e il compito è quello, grazie a questo sistema di distribuzione intelligente, appunto la smart grid, di cercare con questi progetti sperimentali di evitare che ci siano questi scostamenti, no? Tra momenti magari di maggior produzione e situazioni invece di minor produzione, quindi vanno gestiti localmente i surplus di energia. Ecco, questo è un compito fondamentale. Chiudo sempre sulla crescita sostenibile, ve lo accennavo già prima, il tema della sicurezza dei territori. Su questo ci sono delle azioni importanti in realizzazione di interventi già previsti nel piano regionale alluvioni, cioè mettere in sicurezza gli edifici, soprattutto gli edifici pubblici strategici, questi perché se avviene qualcosa, saluto intanto l'assessore Marcato che è arrivato, noi siamo partiti intanto, non torno in Drio partire perché sennò lo diamo per letto, ma tanto le conosci anche tu. Mettere in sicurezza, dicevo, gli edifici pubblici strategici o quelli rilevanti, quindi penso anche al problema della situazione sismica, tipicamente le scuole, insomma
in situazioni magari di emergenza, anche per essere pronti ad accogliere le persone dobbiamo mettere in sicurezza determinati tipi di edifici. L'ultimo è quello relativo alla crescita, no, scusate, questi sono i dati sulla crescita sostenibile, va bene anche qua velocemente risparmiare gli obiettivi, risparmiare 5 milioni annui di kilowatt ora, 36.000 punti luce, una riduzione prevista da questo piano di 12.900 tonnellate di CO2 equivalente, e mettere in sicurezza circa, dalle stime che abbiamo fatto, 1.500 persone che sono a rischio e 100 edifici da adeguare. Questo tanto per darvi dei numeri che ci aspettiamo con questi tipi di interventi. L'ultima riguarda la crescita inclusiva, lo vedete, sviluppo urbano, qui è stato dedicato un asse specifico allo sviluppo urbano sostenibile con ben 77 milioni di euro sull'idea delle città intelligenti, quindi servizi digitali comuni e sostenibili. Per quanto riguarda il tema delle aree interne, voi sapete che partecipiamo alla strategia nazionale delle aree interne con 4 aree, l'Unione Montana Spettabile, l'Reggenza dell'Altopiano di Asiago. A breve inizieremo con la seconda area, che è l'Unione Montana Comelico e Sappada. Siamo in attesa del sostegno finanziario dello Stato per quanto riguarda invece le altre due, che sono l'Unione Montana Agordina e il contratto di Foce Delta del Po. Il tutto con un'attenzione particolare, lo vedete nella slide, sul tema del superamento del divario digitale e quindi gli investimenti legati all'ampliamento della rete della banda ultra larga. Anche qui velocemente 2 dati veloci sui target, quindi ci aspettiamo di posare l'indicatore prescelto riguardo alla fibra posata, quindi 1100 km di fibra, 57 nuovi mezzi più ecologici e intelligenti sul territorio, e ci aspettiamo di ripristinare attraverso l'intervento di co-housing sui comuni circa 370 unità abitative. Ovviamente prendiamole queste cifre come indicatori più o meno, può essere qualcosa di più, qualcosa di meno. Miglioramenti della governance, anche questo era un tema che mi è stato sottoposto anche singolarmente dalle varie categorie. Riteniamo fondamentale un maggior coinvolgimento del territorio. Questo maggior coinvolgimento come avviene? Avviene con il tavolo del partenariato, che appunto siete voi e che è stato scelto di farla in una composizione il più ampio possibile. I soggetti li conoscete, insomma regioni, amministrazioni dello Stato, ma anche 73 soggetti tra i più rappresentati, penso alle province, ai comuni capoluogo, università, associazioni imprenditoriali, insomma questo lo sapete. Una scelta importante è stata fatta con il coinvolgimento allargato anche del comitato di sorveglianza. La prima riunione, così cominciamo a dare anche un po' i tempi, che è un'altra cosa che mi chiedete, la prima riunione del comitato di sorveglianza è prevista per febbraio 2016 e qui si provvederà cominciando a dettare i primi criteri di selezione su cui poi verranno definiti i bandi di gara e l'approvazione della strategia di comunicazione del programma. Poi abbiamo detto semplificazione e trasparenza nell'accesso ai fondi comunitari. Anche questo è importante, perché l'indirizzo dell'Unione Europea per la programmazione 2014-2020 è di garantire una forte informatizzazione dei sistemi di gestione e di monitoraggio. La Regione garantirà inoltre la creazione di un sito web unico o di un portale web per raccogliere tutte le informazioni su tutti i programmi operativi e sugli accessi e sull'accesso allo stesso, quindi questo è fondamentale.
E non ultimo l'obiettivo del sistema informativo unificato, che questa è una novità richiesta dal regolamento europeo, però su questo tralascio perché lo spiegherà poi anche il dottor Cecchinato meglio dal punto di vista tecnico, però sappiamo essere un punto fondamentale che appunto poi vi verrà spiegato. All'interno di questo, all'interno del miglioramento, diciamo, della governance, c'è il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza. Questo come lo facciamo? Lo facciamo tramite l'approvazione del piano di rafforzamento amministrativo, che è già approdato in giunta. Questo per gestire meglio quella che è la fase di approvazione di gestione delle pratiche e anche del pagamento delle stesse, però anche questo diciamo che lo tralascio perché è un tema del dottor Vecchiato e che nel suo intervento successivamente vi spiegherà bene, però sappiate che insomma siamo intervenuti anche su questo piano. Beh, le prossime tappe del percorso, l'approvazione delle risorse del POR col bilancio regionale, anche questa è una questione politica importante, qui vedo anche l'assessore Marcato, abbiamo fatto un ragionamento in giunta, non vi nascondo che eravamo in grossa difficoltà, come vi ho già accennato, per le risorse a disposizione, abbiamo fatto una scelta, come vi dicevo, rispetto al POR precedente, di confinanziare molto. Quest'anno eravamo in difficoltà sul bilancio e ci avevano prospettato di tagliare da 50 a 38 milioni i fondi per i 3 fondi, cioè FESR, FEASR e FSE. Abbiamo fatto una scelta di giunta, scusatemi la parola, ma castrandoci anche come assessori nelle nostre relative disponibilità finanziarie di bilancio. Infatti i miei dirigenti che sono qua presenti, vedono che il dottor Rosso non erano tanto felici di vedere il bilancio a disposizione per il turismo, però abbiamo fatto una scelta strategica perché sappiamo che ogni milione che togliamo significa circa 6,6 milioni che perdiamo di cofinanziamento europeo. Quindi la scelta è stata quella di mantenere a 50 milioni l'impegno nei prossimi anni per i 3 fondi. Quindi per il FESR significa inizialmente speravamo di arrivare a una trentina di milioni, ma non è possibile molto probabilmente, ma faremo il possibile per garantire la più alta concentrazione di fondi, perché questi 50 milioni poi li dobbiamo dividere appunto per i 3 fondi che vi dicevo. Però sappiate che già così è stato fatto uno sforzo fortissimo chiedendo agli assessori di rientrare di circa 12 milioni perché altrimenti si rischiava di passare da 50 a 38. Con 38 noi perdavamo molti dei finanziamenti europei e probabilmente non avremmo neanche raggiunto gli obiettivi che avevamo in mente entro il 2018. Quindi questo è un aspetto che tendo a voler sottolineare. Per chiudere, il confronto con il tavolo di partenariato lo inizieremo già a febbraio 2016 con la prima convocazione, come vi dicevo, del comitato di sorveglianza, che avrà il compito di verificare quelli che sono i criteri di selezione, sapendo che abbiamo comunque delle priorità chiare nei vari assi, in particolare sull'asse 1 per quanto riguarda i bandi per progetti di ricerca sui distretti e quindi i poli dell'innovazione e tutte le aggregazioni, la rete della banda ultralarga che vi dicevo prima sull'asse 2, un'attenzione particolare alle start-up sull'innovazione di processo e di prodotto e appunto il tema dell'efficientamento energetico nel settore pubblico e privato, l'aspetto dell'adeguamento sismico degli edifici e la selezione delle aree e delle autorità urbane. Questi saranno le 6 questioni fondamentali. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, spero di aver dato un attimo una panoramica generale di quella che è la situazione del POR. Ora il moderatore lo fa il dottor Vecchiato perché non so subito chi debba intervenire, poi comunque sappiate che ci sono 2 interventi specifici
riguardanti appunto il dottor Cecchinato e anche il dottor Vecchiato per quanto riguarda il PRA. Grazie dell'attenzione e buon lavoro. Buon lavoro a tutti, a noi e a voi, perché adesso il compito che ci aspetta è la fase più importante, anche perché dobbiamo gestire questo POR nella maniera più efficiente ed efficace possibile, perché tutte le risorse vadano spese in maniera diciamo più efficiente possibile, e questo sarà un impegno che tutti insieme dobbiamo prenderci. Grazie. Beh, qui siamo tutti addetti ai lavori e da tecnico, sempre questa distinzione che ha senso o non ha senso, comunque è così, bisogna in qualche maniera trovare delle categorie. No? Da tecnico mi sento di dire che l'assessore è riuscito nel suo intervento a dare un quadro sicuramente generale, ma anche puntuale e chiaro di uno strumento complesso, di uno strumento che ci ha impegnato tutti presenti in modo diverso in questi mesi e anche prima che in questi mesi, com'è il FESR. Strumento articolato del cui intervento io mi sento più che di fare commenti appunto, tecnici non servono, ce ne saranno già molti durante la mattinata, poi alla fine avremo anche gli interventi conclusivi con il dottor Cecchinato, però mi sento di puntualizzare quattro termini, 4 parole chiave su cui il nostro segretario generale ci sfida da quando ha assunto l'incarico. È una sfida che abbiamo accolto e che accogliamo molto volentieri. 4 termini, 4 espressioni che possono sembrare anche semplici e un po' scontate, ma non lo sono assolutamente e non credo solo dal mio punto di vista. Fare sistema, fare innovazione, essere responsabili e soprattutto crederci, perché da addetti ai lavori, vedo che qualcuno assente in sala, quindi non sto dicendo sciocchezze, da addetti ai lavori, ma ce lo spiegherà poi molto bene il dottor Nigri, questo non è il solito POR FESR, non è la prosecuzione di quello che è successo prima, non è la prosecuzione, visto che mi occupo anche con i miei collaboratori molto più bravi di me della cooperazione territoriale trasfrontaliera, di un programma di cooperazione territoriale, non faccio nomi, siamo dentro 8 programmi, che è il già visto per il 14-20. Lo strumento è totalmente nuovo, ci ha impegnato non poco, siamo stati molto sotto esame come Regione Veneto, lo sappiamo bene perché siamo ritenuti anche un po' più impegnati, non voglio dire più bravi, più capaci, questo lo dicono gli altri, però impegnati di altre realtà. Quindi le parole chiave, fare sistema, innovare, essere responsabili e crederci. Lei segretario ci sfida tutti i giorni e noi molto volentieri come dirigenza apicale accogliamo la sfida, perché direi che è una sfida dalla quale non possiamo esimerci. Cosa ha detto una volta? L'agenda la fa il calendario e le sfide ci capitano e sta a noi accettarle, prenderle come vogliamo fare di petto tutti insieme. Lei, dottor Feletti. Grazie. Beh, allora, la sfida continua, facciamo così? La sfida continua. Io ho ascoltato con grande attenzione, grazie dell'introduzione, io ho ascoltato con grande attenzione la relazione dell'assessore. Modificherò quello che mi ero preparato. Comincerei dicendoci che tra 10 anni probabilmente non saremo delusi dalle cose che abbiamo fatto, ma probabilmente da quello che non saremo stati capaci di fare. L'assessore prima parlava di intelligenza, sostenibilità e inclusività, che sono i 3 assi portanti, cioè la crescita intelligente, la crescita sostenibile e la crescita inclusiva. E io oggi vorrei provare con voi a tracciare un percorso. Ci sono degli elementi, dei dati di natura quantitativa che sono stati espressi, ma io credo che se oggi vogliamo sancire tra di noi l'inizio di un processo, oggi probabilmente decidiamo che è un punto di partenza e non di arrivo il tema della programmazione. E su questo secondo me dobbiamo chiarirci bene su un aspetto più di natura comportamentale oltre che di natura numerica. Seguendo il ragionamento del dottor Vecchiato, è vero che una serie di elementi sono stati tecnicamente postati, ma è altresì vero che ci sono tutta una serie di iniziative e di attività che vedranno qual è il nostro livello di virtuosità nel corretto postamento di queste cifre.
e si vedrà bene chi è nella capacità e nella condizione di guardare al futuro non dallo specchietto retrovisore, ma da quelle che sono le sfide che ci stanno attendendo. Quindi lo traduco così, non perché non sia avvenuto nel passato, ma questi soldi vanno spesi bene. Non possiamo permetterci di sbagliare, anche perché è vera riduzione di un'economia più efficiente dal punto di vista delle risorse e anche più competitivo, che sta a significare, detta così è molto educato, ma sta a significare elevare il livello di competitività anche tra le imprese che saranno oggetto e beneficiarie di questo tipo di misure. Se il tema poi sarà quello dell'inclusività, non possiamo rinunciare a promuovere un'economia che con un alto tasso di occupazione favorisca una diversa coesione sociale e anche una diversa coesione territoriale. Io mi soffermerei e faccio qualche considerazione solo su 6 di questi obiettivi. Gli obiettivi sono 11, noi abbiamo lavorato prevalentemente sui primi 4, anzi sui primi 5 e sul 9, cioè ricerca, sviluppo e innovazione, accesso impiego al mondo delle telecomunicazioni, competitività, economia verde, cambiamenti climatici e soprattutto il tema dell'inclusione sociale. Guardiamo alcuni elementi di natura quantitativa. La scelta nell'obiettivo tematico 1 di postare 114 milioni, che è più o meno un quinto delle risorse che abbiamo a disposizione, risponde a una nostra esigenza di implementare le azioni per le imprese con particolare attenzione a quelle oggetto di RIS3, ma soprattutto ragionare sul tema della ricerca e innovazione. Qui ci dobbiamo porre un quesito: che cos'è ricerca e innovazione in questa regione però? Perché altrimenti non andiamo molto d'accordo. È un tema di incubatori? È un tema di ricerca singola? È un tema di ricerca condivisa? È un tema di ricerca con le università? È un tema di ricerca con chi? Quindi il tema vero è aprire un tavolo di regia regionale che affronti seriamente il tema della ricerca e dell'innovazione, perché andando avanti random i risultati non si ottengono e si sperperano oppure, meglio dire, si impiegano male le risorse che sono a disposizione. Che significa anche potenzialmente delegare questa attività a qualcuno, ma farlo all'interno di un quadro preciso, orientato, con delle risposte e il riscontro sui risultati che si vanno poi a ottenere. Sull'obiettivo 2, che vede allocate circa il 15% delle risorse, quindi 85 milioni, c'è un tema di infrastrutture. In questa regione si parla spesso di infrastrutture materiali, vogliamo parlare anche di infrastrutture immateriali? Se vogliamo essere competitivi col mondo dell'economia globalizzata e internazionale, il tema della banda ultralarga ormai è un tema del passato, neanche del presente. Quindi il gap qui che dobbiamo recuperare è un gap che va superato in tempi ultra rapidi, visto che è una banda ultra larga, ma su questo dobbiamo dare un impulso su tutto il tema delle comunicazioni che ci mettono poi nella condizione, visto che tutti i dati che abbiamo a disposizione dicono che solo le imprese che hanno internazionalizzato hanno parzialmente superato la crisi e solo le imprese che hanno internazionalizzato vedono il 2016 in termini di produttività, di proiezione, di PIL, di ricavi, di tenuta col sistema bancario differente rispetto alle altre, anche dipendentemente dal dimensionamento. Sistemi informatici, internazionalizzazione, diverso dimensionamento anche delle imprese alle quali ci riferiamo, creando e favorendo un processo aggregativo e non disgregativo. Sull'obiettivo 3 ci sono quasi il 30% delle risorse e le azioni programmate evidentemente sono tutte funzionali a rivolgersi a un tema di competitività. Allora io credo che il riposizionamento competitivo passi attraverso non solo la riqualificazione, la diversificazione anche produttiva dei sistemi, quindi un tema di distretti. E anche su questo ragioniamo che cosa intendiamo sui distretti. Concezione vecchia o concezione nuova? Legata al tema dell'internazionalizzazione. Ma io voglio introdurre un argomento spinoso in questi giorni, cercherò di non entrare nel dettaglio di vicende che non mi competono, ma non lo si può non affrontare all'interno di un contesto di sostegno alle imprese attraverso il mondo del credito. Ed ecco perché ci sono delle risorse destinate anche a quel tipo di iniziative. La dico così, sono giornate nelle quali si parla di derivati, subordinate, obbligazioni subordinate, azioni, crisi del sistema bancario, tenuta del sistema bancario. Io non entro, non è l'assedio per farlo,
ma non mi sottraggo al confronto. Non entro nel merito di questa vicenda, ma io sono molto più preoccupato da un altro aspetto. La parziale tenuta del sistema complessivo bancario di questo Paese, dipendentemente o indipendentemente dal tema degli investimenti effettuati, ci metterà in una spirale nei prossimi anni rispetto alla quale dovremo avere un'attenzione decuplicata rispetto al passato. Il bene più prezioso che oggi gli istituti di credito hanno è il patrimonio delle banche. Impoverire il patrimonio significa mettere a rischio per i prossimi anni il rinnovo degli affidamenti o l'erogazione di nuovi affidamenti, perché nel rispetto delle regole di Basilea 3 significa avere degli indici che non consentiranno alle imprese di continuare ad avere accesso al credito. Ecco perché la scelta forte che deve essere fatta è quella, attraverso anche gli strumenti che sono a disposizione, compreso la società finanziaria regionale, è quella di allocare il più possibile fondi non tanto al tema della riduzione dei tassi di interesse, quanto quello di destinare somme importanti, significative alle garanzie. Oggi il tema non è pagare mezzo punto in meno, è avere o non avere i soldi per effettuare gli investimenti, per pagare il circolante, per pagare i debitori, per pagare i propri dipendenti, per andare avanti in quelle che sono le iniziative ordinarie che un'impresa merita di fare, compreso il tema dell'internazionalizzazione. Quindi il tema è sostenere le imprese che sono nella condizione di andare avanti perché hanno un progetto industriale sano. Sull'obiettivo 4, che cuba oltre il 20% delle risorse, c'è il tema dell'efficienza energetica. Quindi qui abbiamo una sfida che ci proietterà al miglioramento dell'erogazione non solo dei servizi di trasporto, ma anche delle informazioni rese in tempo reale all'utenza attraverso anche un diverso e più intelligente utilizzo dei mezzi pubblici. Ci sono dei paesi su questo possono fare veramente scuola e copiare delle best practice che vengono effettuate in altri paesi della comunità europea. Credo che sia un messaggio di intelligenza. Copiare le cose che funzionano, emularle nella nostra regione non sia un messaggio di debolezza, ma sia un messaggio di buon senso. Per fare questo, e qui andiamo ai comportamenti, e quindi non mi sottraggo, io credo che serva un approccio diverso. Se abbiamo detto che vogliamo fare una cosa in discontinuità rispetto al 7-13, se gli obiettivi sono diversi, i comportamenti devono essere diversi. Perché io sostengo che buoni comportamenti generano buoni risultati e non il contrario. E allora, se l'approccio è di tipo unitario, deve essere anche coordinato, e io credo che l'attività di coordinamento, quindi molto bene questo tipo di iniziative e quelle successive, non tanto e non solo nella fase di elaborazione dei documenti, ma io auspico e lavorerò perché si estenda anche alle fasi attuative gestionali. Ecco perché ho detto per me oggi è un punto di partenza e non un punto di arrivo, perché se non ci confronteremo sulle fasi attuative gestionali si lavora all'interno di una cornice in cui qualcuno ha dato un assenso generico e poi qualcun altro decide e non si sa in quale direzione si sta andando. Questo vuol dire fare vera concertazione. Questo si traduce, secondo me, in 4 elementi chiavi: la demarcazione delle azioni finanziarie a valere sui diversi fondi in maniera molto chiara, nella definizione delle modalità di integrazione dei fondi per specifiche azioni e quindi la gestione in modo integrato di questi fondi, l'adozione di sistemi informativi comuni che siano in grado di favorire l'accesso ai fondi da parte dei beneficiari e anche garantire un processo gestionale di controllo, e poi insomma, sono chiamato a fare programmazione e vorrei evitare di continuare a gestire le emergenze, una calendarizzazione coordinata degli interventi sul territorio. Cioè noi dobbiamo calendarizzare gli interventi sul territorio e questo lo dobbiamo fare assieme, perché diversamente vuol dire non fare programmazione territoriale e vuol dire vanificare gli sforzi finanziari che vengono posti in essere. Per fare questo, sotto il profilo organizzativo, è vero che noi, come diceva l'assessore prima, ci siamo strutturati attraverso un piano di rafforzamento amministrativo che partiva proprio dall'analisi delle criticità riscontrate nel precedente piano di programmazione, ma torno su un argomento interno. Questa è una sfida che noi non possiamo non prendere in considerazione nella riorganizzazione della macchina che stiamo facendo.
questi giorni stiamo riorganizzando e quindi nel prossimo semestre ci sarà una riorganizzazione condivisa con i sindacati, condivisa con i dipendenti, condivisa con i dirigenti, ma ci sarà una riorganizzazione della macchina regionale, tale per cui il tema dell'organizzazione dell'autorità di gestione sarà oggetto, per quanto mi riguarda, di particolare attenzione, soprattutto per l'autorità di gestione del FESR, che governa una pluralità di strutture che appartengono a settori diversi dell'amministrazione e che nel passato, devo dire, hanno avuto degli approcci gestionali non sempre uniformi. Non posso avere 16 direzioni con un'unica autorità di gestione che fa fatica poi a creare un elemento di coordinamento. Significa semplificare, significa avere FESR 1, PSR 2 e il tema legato al mondo della formazione 3, quindi un processo di semplificazione e di chiarezza per cui si sa anche chi è responsabile di cosa. Questo significa avere anche un sistema informativo unitario, dicevo proprio per la gestione dei fondi, che semplifichi l'avvicinamento per i beneficiari che troveranno e dovranno usufruire un unico strumento indipendentemente dalle fonti di informazioni e di finanziamento che avranno. Io insisto su questo perché la circolazione delle informazioni è essenziale in un'organizzazione, rende chiari i percorsi e gli obiettivi, ma soprattutto è funzionale a creare unitarietà e obiettività di intenti. Io chiuso così, sono convinto, ma sono veramente convinto, che il cambiamento sia una legge di vita rispetto alla quale noi non ci possiamo sottrarre. Chi non è abituato, chi non è vocato al cambiamento, credo che si troverà in difficoltà nei prossimi anni. E questo vale per noi che lavoriamo in Regione e per chi si approccerà a questi strumenti. E diventerà una costante. So che sembra una contraddizione, il cambiamento diventerà una costante. L'unica certezza. È molto probabile. Io credo che noi con grande umiltà non dobbiamo sottovalutare le lezioni che la vita, che le esperienze ci ha insegnato anche di recente, e il fatto di vivere il presente, unico momento nel quale possiamo intervenire con le nostre decisioni, debba essere fatto con grande attenzione e con grande responsabilità, ora e subito. Buon lavoro. Mi pare che sia stata bene, ma anche concretamente bene rappresentata la dimensione della sfida che ci attende tutti. Allora, come chi mi conosce mi sente dire, ormai purtroppo l'età avanza per tutti e con l'età si rompono anche i freni inibitori. Allora, poco seriamente, poco seriosamente, diciamo che dopo questi due interventi, sì appunto, no, perché questi sono sempre momenti giustamente seri, impegnativi e aulici. Smussiamo un po', già la vita è complicata, allora possiamo scegliere. Alla John Belushi, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. In maniera un po' legata ai tempi, questo è il motto dei Navy SEAL, l'ultimo giorno facile è stato ieri. Comunque, con questo tipo di approccio, per smussare un po', esatto, ma per essere ben addentro alle questioni che ci riguardano, l'ultimo giorno facile è stato ieri, dottor Nigri, che in questi mesi è stato il nostro desk officer, guida e anche, diciamo, correttore, accompagnamento, aiuto. Insomma, ci siamo dilettati, lei e soprattutto il dottor Cicchinato, i suoi validi collaboratori, ci siamo dilettati nel mettere nei giusti binari questo strumento così importante e che, ripeto, a me piace questa giornata, perché poi quando uno si occupa di una cosa, è molto concentrato sulle sue cose, non ha la possibilità, travolti come siamo tutti noi, dal quotidiano e dall'emergente, magari di avere questi momenti di confronto. Però nei due interventi, e dell'assessore e del segretario generale, e credo anche in quello del dottor Nigri, la dimensione della sfida, ma la dimensione positiva della sfida, che noi abbiamo conosciuto con questo lavoro di mesi, quasi più che mesi, quasi più di un anno, affinato, certosino, anche complicato anche nei rapporti con Bruxelles, con Roma, tra colleghi, è una dimensione che è il cambiamento. Se la accettiamo nel modo giusto, mi sento di dire che diventa anche entusiasmante, altrimenti no, ma mi sento anche di dire che c'è solo un modo per affrontarla, che è quello giusto e quindi entusiasmante. A lei, dottor Nigri. Ecco. Buongiorno a tutti, penso che siamo almeno in teoria tutti d'accordo sulla necessità
di non subire il cambiamento ma di gestire il cambiamento. C'è una differenza sostanziale. Purtroppo quello che noi osserviamo oggi, dopo la randellata forte che tutti abbiamo preso in testa con questa crisi, è che il cambiamento, alcuni hanno saputo gestirlo bene e grazie a Dio abbiamo una bilancia commerciale in Italia bella florida, ma altri purtroppo rispetto al cambiamento l'hanno subito e non ne sono usciti vivi. Quindi non posso che essere d'accordo sulla necessità di condividere e di fare il massimo perché questo cambiamento sia da oggi stesso una realtà. Permettetemi, ecco, per restare su questa nozione del cambiamento, ricordare le prime fasi di questo negoziato faticoso ma che ha prodotto dei risultati. La prima difficoltà che abbiamo avuto proprio nello scrivere il documento è stata quella di dirci, guardandoci negli occhi, ma che cosa vogliamo cambiare? Nel senso che noi avevamo malgrado questa lunga esperienza pluriennale di gestione dei fondi, non eravamo capaci di fare una fotografia efficace del punto di partenza. E quindi senza una fotografia di quelli che si chiamano in inglese gli starting blocks, non riuscivamo a sapere dove volevamo andare. Quindi possiamo parlare di cambiamento, ma nel momento in cui sappiamo da dove partiamo e nel momento in cui ce l'abbiamo chiaro possiamo anche dire dove andiamo. E naturalmente questo da dove partiamo e dove andiamo non devono essere delle parole mi piace cambiare, mi piace vedere le cose eccetera, ma doveva concretizzarsi grazie a dei numeri. Dopo un lungo dibattito, un lungo confronto direttamente con videoconferenze, telefonate, penso che ci siamo arrivati e penso che il prodotto che lega le nostre responsabilità sia un prodotto di qualità che però non deve essere lasciato a metà, nel senso che adesso comincia la parte più impegnativa, comincia la parte dell'attuazione. In Italia, in passato e in un passato più lontano e anche più recente, quello che in alcune realtà, e spero non si verifichi qui e in altri posti, dopo l'adozione dei programmi si è spesso avuto quello che si è chiamato l'effetto sonno, ossia tutti quanti a correre dietro, vogliamo il programma, dateci il programma, eccetera, eccetera, poi a un certo punto, avuto il programma, questo bel trofeo, tutto il resto si addormenta. Questo è quello che noi dobbiamo assolutamente evitare se nelle cose che sono state dette ci crediamo veramente. Quindi dobbiamo evitare di addormentarci. C'è una cosa che in teoria ci può far del bene, ma che ci può fare anche del male, ed è l'allungamento del periodo entro il quale portare le spese a certificazione. Avevamo 2 anni, adesso ne abbiamo 3, ma non per questo ci dobbiamo addormentare. Beh, abbiamo 1 anno in più, possiamo fare le cose con più calma. Non è così. Non è così perché il mondo reale, anziché allungare i tempi li accorcia. I tempi della competizione internazionale si accorciano. Quando io vedo che i cinesi ormai fanno degli smartphone, i coreani fanno le lavatrici e quant'altro, dico questi signori che noi consideravamo fino a ieri paesi in via di sviluppo e li chiamiamo ancora paesi in via di sviluppo, lo sviluppo l'hanno bello e fatto e ci tolgono fette di mercato ogni giorno, mentre stiamo parlando, malgrado il fatto, sì, ma la Cina va più lenta, è un dato di fatto che queste persone, con la loro furbizia, con la loro aggressività e quant'altro, ci tolgono ogni giorno parti di mercato. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare a guardare e aspettare che queste persone ci scavino la fossa, oppure possiamo avere non una reazione di pura resistenza, ma dobbiamo essere anche noi come loro aggressivi e anzi più aggressivi di loro. Certo stupidi non siamo, abbiamo un paese con enormi ricchezze intellettuali, forse un po' meno organizzative, però certo per tornare alla visione del cambiamento, noi questo cambiamento non lo dobbiamo subire, lo dobbiamo gestire perché ci faccia del bene e non ci faccia del male. Quindi se ci crediamo veramente, se non ci crediamo, poi questo è un altro paio di maniche.
Quindi siamo d'accordo sulla necessità del cambiamento. Abbiamo scritto in questo programma quello che vogliamo cambiare in termini di cifre. Io vorrei comunque, tornando un po' all'ossatura del mio discorso, fatta questa premessa, ringraziare voi tutti che siete qui, perché la vostra presenza è il segno dell'importanza che attribuite alla programmazione 14-20, per la riuscita della quale il vostro contributo è e sarà assolutamente indispensabile. Vorrei rivolgere un saluto e un particolare ringraziamento ai rappresentanti del mondo imprenditoriale, sindacale, degli organismi pubblici e privati del mondo dell'istruzione. Come voi ricorderete, ci siamo visti un anno fa circa, un po' di più, in sede di comitato di sorveglianza, e in questa sede, a differenza di quanto io avevo osservato in altri contesti di altre regioni, anche all'estero, ho potuto apprezzare i vostri interventi al comitato di sorveglianza, e questo dimostra che voi siete degli interlocutori attenti e preziosi, dei quali non si può assolutamente fare a meno. Dunque, da parte della Commissione, ci tengo a dirlo, ci sarà sempre un ascolto particolare nei confronti delle vostre istanze, anche e soprattutto di quelle più critiche, perché ritengo obiettivamente che come amministratori della cosa pubblica abbiamo ancora molto da imparare da voi. La nuova programmazione, è stato detto, ma ci torno, 2014-2020, nasce sotto il segno di un concetto che al mondo dell'imprenditoria è largamente familiare, ossia quello del risultato. Gli imprenditori, voi imprenditori, vi battete tutti i giorni per ottenere risultati sul campo, per mantenere la vostra impresa su un mercato completamente aperto e globalizzato, e per questo molto più insidioso che in passato, e restate quindi la prima fonte di ricchezza e posti di lavoro di questo Paese. Il nostro comune obiettivo, oggi come ieri, più di ieri, è quello della competitività, perché senza competitività non c'è crescita, e senza competitività non c'è benessere e non ci sono posti di lavoro. E allora dobbiamo assolutamente sforzarci di mettere i fondi europei al servizio della competitività del nostro tessuto produttivo. E abbiamo fatto a questo fine, abbiamo lavorato insieme, Europa, Stato e Regione, per mettere nero su bianco, lo dicevamo già, una serie di impegni in termini di risultati e soprattutto quindi di fattori di competitività. Questi risultati sono il cuore del nuovo POR-FES, così come degli altri programmi finanziati dai fondi strutturali e investimento europei. È necessario quindi che lavoriamo insieme perché questa fabbrica dei risultati funzioni presto e bene. Pertanto vorrei ritornare a ricordare in maniera sintetica, per non affaticare anche il vostro ascolto, alcuni dei maggiori obiettivi del programma di cui oggi stiamo discutendo. Investire in circa 6.400 imprese. Rendere possibili 1.200 progetti di cooperazione tra imprese e organismi di ricerca, in particolare di piccole e medie imprese. Permettere a 670 ricercatori italiani di lavorare nelle imprese, contribuendo così a limitare il fenomeno della fuga dei cervelli, la quale, a differenza di altre epoche, ha colpito in modo duro anche il Nord Italia. Estendere di 1.100 chilometri la rete di fibra ottica che permetta la banda ultralarga ad una velocità di almeno 100 mega nell'interesse primario delle aree produttive della regione. Creare 773 nuove imprese, permettere a 1.155 imprese di introdurre prodotti nuovi per il mercato. Sottolineo l'importanza di questo obiettivo, al quale deve essere finalizzato anche lo sforzo di cooperazione tra impresa e ricerca. La collaborazione è un'ottima cosa, ma anche la collaborazione è uno strumento per raggiungere dei risultati. L'impresa sta sul mercato se sforna dei prodotti nuovi per sé e per il mercato, e noi abbiamo degli indicatori precisi sui quali ci siamo impegnati. Creare circa 1.700 nuovi posti di lavoro. Lista sintetica, non esaustiva. Si tratta di impegni chiari e quantificati che dovremo verificare ogni qualvolta ci incontreremo, ed è per questo
che le riunioni dei comitati di sorveglianza dovranno anch'esse subire un profondo cambiamento. Esse dovranno attrezzarsi per diventare veri momenti di valutazione dell'efficacia dei nostri sforzi e non soltanto dell'esecuzione di procedure e del consumo di fondi. Quindi le riunioni del comitato dovranno essere qualcosa di diverso. Il primo banco di prova del nostro impegno in favore dei risultati sarà quello dell'elaborazione dei criteri di selezione, di cui dovremo discutere nel primo comitato. È necessario che questi criteri siano capaci di orientare in maniera chiara la natura dei progetti che vorremo ottenere. Questi progetti dovranno fornire la prova concreta di essere capaci di ottenere l'uno o l'altro risultato di quella parte del programma alla quale essi vorranno attingere. A questo fine è necessario che questi risultati siano esposti in maniera chiara nei bandi dei programmi, in maniera tale che ogni beneficiario possa scegliere liberamente se presentare o meno un progetto e ottenere dei fondi. È necessario altresì, è stato richiamato poc'anzi, che i tempi di attesa dei beneficiari siano notevolmente ridotti e che le imprese e gli altri beneficiari possano sapere in tempi ragionevolmente brevi se possono contare su un finanziamento del programma. Come voi sapete, il Consiglio europeo e non la Commissione rivolge ogni anno a ciascun Paese un insieme di raccomandazioni che gli permettano di rimediare, che permettono ad ogni Paese di rimediare alle sue debolezze. Da vari anni l'Europa raccomanda all'Italia di migliorare l'efficienza della sua pubblica amministrazione. Come Direzione Generale della Politica Regionale non siamo stati a guardare queste belle raccomandazioni, ma abbiamo chiesto e ottenuto che ogni amministrazione italiana mettesse in piedi un piano serio e credibile di rafforzamento amministrativo, IPRA, la cui attuazione dovrà permettere di meglio rispondere alle esigenze di tutti i beneficiari. Abbiamo messo in piedi un meccanismo di controllo periodico di questi piani in maniera tale da verificare se alle promesse seguiranno i fatti. Siamo coscienti del fatto che solo un miglior funzionamento della macchina amministrativa italiana permetterà un miglior funzionamento dei programmi e un più agevole raggiungimento dei risultati. La Commissione esorta pertanto a mettere in campo fin da ora ogni utile iniziativa di miglioramento amministrativo per permettere un decollo efficace dei programmi. Il vostro programma e il vostro impegno a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020. Cerchiamo di capire la portata di questo strumento che è la vostra carta di accesso alla strategia Europa 2020. Siamo coscienti del fatto che i fondi a nostra disposizione sono limitati, soprattutto se considerati rispetto alla durata dell'intervento. Abbiamo 600 milioni di euro, ma su tanti anni, quindi alla fine per una regione così popolosa possono non essere tanti. Non è una ragione per dire abbiamo pochi soldi e quindi non siamo capaci di cambiare, anzi, come è stato detto, dobbiamo cambiare, non dobbiamo fuggire dal cambiamento. E vogliamo cambiare per ottenere più ricchezza e più occupazione. Il nuovo periodo di programmazione vuol segnare una forte discontinuità rispetto ai precedenti periodi, impegnando i fondi nazionali e comunitari a cambiare la situazione di partenza, ed è quello che ci siamo sforzati di fare nella scrittura del programma. La strategia del 2020 dell'Unione Europea indica con chiarezza che è la crescita che deve essere la nostra preoccupazione principale. Una crescita smart, questa crescita intelligente che abbiamo ancora difficoltà a far capire, che vuol dire? Vuol dire una crescita ad alto valore aggiunto, fondata sul contributo essenziale della ricerca e sulla capacità di trasformare la ricerca in innovazione. Qui, come in Francia, come in altri paesi del sud Europa, la ricerca c'è, ma la lingua batte sul dente che duole ed è la capacità di trasformare la ricerca in innovazione. Vogliamo anche più crescita sostenibile perché è capace di rispondere alla sfida del cambiamento climatico e di non esserne suppi. Siamo appena usciti dalla riunione di Parigi, tutta la discussione, tutta la riflessione, dobbiamo impiegare questi fondi per reagire positivamente e non subire il cambiamento climatico. Infine, una crescita inclusiva,
capace di offrire prospettive di ricchezza e progresso anche alla parte più debole della popolazione. Stiamo molto attenti a questa crescita inclusiva perché è molto vicina a questi drammi che abbiamo vissuto negli ultimi giorni. Queste situazioni, avete visto, un quartiere di Bruxelles che si chiama Molenbeek è un quartiere dove la crescita inclusiva è zero. Anziché avere della crescita inclusiva abbiamo avuto una bella produzione di ieri erano delinquenti, oggi abbiamo terroristi. Quindi abbiamo una parte della popolazione della quale noi ci dobbiamo occupare, altrimenti la fattura da pagare è quella che abbiamo visto. Il discorso è più complesso e via dicendo, però purtroppo i dati parlano chiari. Ci sono nelle nostre città delle sacche di povertà, a Bruxelles ce ne sono 500. Per una città che ha un reddito pro capite medio pari al 250% della media comunitaria e un tasso di disoccupazione del 20%. Quindi un dato di ricchezza strabiliante, poi però si va a guardare il rovescio della medaglia, c'è una disoccupazione del 20%, che dove sta? Sta proprio in questi quartieri turbolenti e dir poco. Quindi noi dobbiamo agire in questi quartieri dove abbiamo avuto purtroppo, chi vi parla conosce molto bene anche la situazione nella regione di Parigi della quale mi sono occupato per vari anni, abbiamo troppo pensato al cemento e ai marciapiedi e troppo poco alle persone. Quindi abbiamo bisogno di includere, di massimizzare i nostri sforzi per non lasciare ai margini questa popolazione. Dobbiamo occuparci di ricerca e innovazione e anche in queste zone la sfida per esempio dell'Île-de-France 2007-2013 è stata quella di non fare tutta una serie di banalità confortevoli assistenziali nelle sacche di povertà, ma di intervenire in maniera smart anche in questi territori. Perché parliamo di crescita, direi, in maniera ossessiva? Non perché ce n'è tanta, ma perché ce n'è poca. Nella migliore delle ipotesi in Italia arriveremo forse intorno allo 0,9-0,7%, in Francia all'1% e via dicendo. Tutti quanti sono chiamati a fare di più. Pertanto le risorse nazionali comunitarie e le risorse nazionali e comunitarie devono essere messe al servizio di quest'idea di crescita ambiziosa. L'Unione Europea non può permettersi di restare immobile in un mondo che cambia. Duole purtroppo constatare che il cuore del cambiamento non è più l'Europa, ma è altrove. Se siamo qui a parlarne è perché non ci rassegniamo al declino e all'irrilevanza del nostro continente, ma perché vogliamo reagire a questa situazione e quindi continuare l'opera della strategia di Lisbona. Purtroppo non siamo arrivati al 2010 con la zona più competitiva al mondo, ma non per questo rinunciamo all'accrescere la nostra competitività e quindi a vincere la sfida della mondializzazione e della globalizzazione. Come è noto, l'irrompere della crisi economica e sociale nella seconda parte del passato decennio non ha permesso di raggiungere gli obiettivi di Lisbona. Sarebbe comunque scorretto, e varie analisi ce lo mostrano in maniera chiara, attribuire in maniera esclusiva alla crisi la causa di questo insuccesso. Nelle regioni del centro-nord italiano, fin dagli anni 2000, numerose analisi hanno messo in evidenza le debolezze strutturali del sistema produttivo e l'incapacità di far fronte alle sfide della globalizzazione. Ciò nonostante, in tutta la penisola, ma soprattutto nel centro-nord, una parte del tessuto imprenditoriale riesce a imporsi con grande successo sui mercati internazionali. È solo così che l'Italia riesce a raggiungere l'impressionante risultato di una bilancia commerciale in forte attivo, basata sulla performance delle imprese che esportano. È pertanto d'obbligo constatare che una parte del Paese era ed è capace di resistere alla crisi. È questa parte che ha delle lezioni da impartirci e che dobbiamo cercare di capire. In questa parte dell'economia nazionale, soprattutto regionale, è avvenuta una adesione massiccia e convinta all'innovazione, all'elemento fondamentale della crescita ad alto valore aggiunto.
La ricerca è entrata nell'impresa, nella grande come nella piccola, e si è fatta innovazione, ossia capacità di generare prodotti ad alto o altissimo valore aggiunto, capaci di battere la concorrenza nazionale. È necessario riconoscere che c'è una parte forte e dinamica dell'impresa che da anni ha fatto proprio l'imperativo della crescita intelligente. Vogliamo che pertanto che queste storie di successo non siano più l'eccezione, ma sempre di più la regola del panorama dell'impresa italiana. Si tratta di un processo già iniziato che va indubbiamente rafforzato e potenziato utilizzando tutti gli strumenti regionali, nazionali e comunitari e soprattutto evitando la dispersione e la conseguente inefficacia dei fondi a nostra disposizione. È per questo che l'Unione Europea ha richiesto e ottenuto l'elaborazione delle strategie di specializzazione che vanno sotto il nome di strategie di Smart Specialization. Vorrei rivolgervi una parola di ringraziamento per aver compreso, seppur con qualche ritardo, l'importanza e l'utilità di questo esercizio. Come voi ben sapete, l'elaborazione e l'adozione del nuovo programma sono state possibili solo nel momento in cui la RIS assumeva un carattere compiuto e quasi esaustivo, dimostrando di aver compiuto il processo di scoperta e eliminazione imprenditoriale richiesto dalla metodologia comunitaria. Abbiamo così creato le premesse di un intervento approfondito e concentrato, capace di rafforzare le aree forti della regione e metterle in grado, con l'innovazione che c'è e quella che verrà, di essere capaci di partecipare alla grande competizione internazionale. Non avremmo insistito tanto sulla definizione chiara di questa strategia se non fossimo stati coscienti delle sue implicazioni per il livello di competitività delle imprese regionali. Constatiamo oggi con soddisfazione che la Regione accompagna al proprio POR una RIS di qualità, di cui attendiamo la versione finale, e che questa RIS sarà di grande aiuto per tutta l'attuazione del programma, soprattutto per favorire una profonda concentrazione degli interventi e degli investimenti nei settori più dinamici dell'economia regionale. Elemento fondamentale di questa strategia resta l'ascolto delle istanze del mondo imprenditoriale. Adesso deve accompagnarsi la ricerca di una collaborazione sempre più stretta tra il mondo dell'impresa e quello della ricerca. In quest'ambito assume particolare rilevanza l'azione della pubblica amministrazione nello svolgere un ruolo non da semplice osservatore, bensì da effettivo catalizzatore di questo processo, come previsto dallo schema che ben conoscono nel Nord Europa di triplice o quadruplice elica. È noto a tutti che il contenuto tecnologico e innovativo di molti prodotti italiani è ancora di gran lunga inferiore a quello dei prodotti degli altri competitori. È stato altresì riconosciuto il limite della cosiddetta innovazione senza ricerca, praticata da un numero consistente di imprese italiane. È pertanto indispensabile che gli organismi di ricerca svolgano un ruolo sempre più attivo nell'assistere quelle imprese che più rischiano di essere spazzate via dal vento della globalizzazione, anche a causa di costi di produzione difficilmente riducibili in maniera significativa. Mi permetto di richiedere la vostra attenzione, chi mi ha preceduto già l'ha fatto, sul secondo elemento della crescita intelligente, ossia quello della banda ultralarga. Si tratta della necessità di sviluppare in tempi certi e ormai non più dilazionabili un'infrastruttura di banda ultralarga di una velocità di almeno 30 mega per la popolazione del suo complesso e almeno 100 mega per le imprese. La strategia europea in materia è contenuta nell'agenda digitale europea. La situazione italiana è fortemente critica e penalizza attualmente sia la popolazione che le imprese. L'assenza di banda ultralarga o la poca presenza, una burocrazia lenta e poco efficiente, un costo del lavoro elevato spingono sempre più le imprese e i laureati italiani a lasciare il paese impoverendolo. È urgente porre rimedio a questa situazione lanciando la realizzazione dell'infrastruttura dell'alta velocità della rete virtuale, come il Paese ha realizzato la propria rete, sta realizzando di rete ferroviaria ad alta velocità. Il Paese e quindi anche questa Regione non può più permettersi di ritardare la posa
generalizzata della fibra ottica. Quindi è un impegno che non è più procrastinabile. Ecco, dobbiamo prendere questa sfida estremamente sul serio. Ultimo capitolo, penultimo, quello della crescita sostenibile. Abbiamo dedicato nel programma un posto importante alla diminuzione dell'insieme degli sforzi per ridurre i gas clima alteranti, quindi un invito pressante a lanciarci in quella che si chiama la low carbon economy per far fronte al cambiamento climatico. Con l'aiuto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, quindi di questo programma, l'Italia ha scelto di impegnarsi attivamente per un aumento della propria efficienza energetica, ossia per diminuire i consumi di energie fossili. Ma i programmi italiani, e questo programma rientra pienamente in questa logica, hanno scelto altresì di ridurre il dissesto idrogeologico e il rischio sismico dovuto alla fragilità del territorio, ai rischi strutturali, ma anche alla presenza del cambiamento climatico. E infine la crescita inclusiva che noi vediamo nell'asse urbano di questo programma. Asse urbano che ha una richiesta di metodologia forte e innovativa, ossia quella dell'approccio integrato. Abbiamo 3 obiettivi tematici, dobbiamo realizzarli in maniera integrata e tocca alle città essere presenti per realizzare questa integrazione. Vado verso la fine. Vorrei completare questo mio breve intervento richiamando la vostra attenzione su 2 elementi anch'essi presenti nel programma. Il primo riguarda la necessità di un maggior ricorso ai cosiddetti strumenti finanziari. Si è parlato di garanzia poc'anzi, già noti come ingegneria finanziaria. Il piano del Presidente della Commissione Juncker vi fa espressamente riferimento. Questo riferimento deve assumere significato anche per i programmi di investimento dell'Unione Europea, i programmi sostenuti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui oggi ragioniamo. Come espressamente ricordato nell'accordo di partenariato per l'Italia, è indispensabile accrescere l'utilizzo di tutte quelle forme di finanziamento diverse dai contributi a fondo perduto. La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti hanno promosso una serie di incontri in tutta Europa per spiegare quanto è utile e importante favorire questi strumenti e soprattutto per ricordare il loro effetto moltiplicatore. Questa regione non parte da zero in questo ambito. Essa dispone di una esperienza pluriennale che la rende senz'altro capace di accogliere l'esortazione europea e di darle seguito. I regolamenti richiedono un'analisi obiettiva che possa indicare gli ambiti di intervento di questi strumenti. Anche voi farete o avete già fatto questa indagine. È importante che le sue conclusioni non resti lettera morta. A tal fine la BEI e la Commissione mettono a vostra disposizione lo strumento FIPAS. In conclusione, non esitate a verificare tutte le possibilità di passaggio dal fondo perduto agli strumenti finanziari, spiegandone naturalmente i vantaggi ai potenziali beneficiari. In ultimo, vorrei ricordarvi che la Regione partecipa alle 2 strategie europee per la macroregione Adriatico-Ionica e Alpina. È necessario che queste 2 strategie non restino 2 scatole vuote. Pertanto occorrerà che anche questa regione generi progetti capaci di coinvolgere le altre regioni delle 2 aree in causa, giovandosi della sua esperienza in materia di cooperazione interregionale. Come voi sapete, il mare Adriatico è attualmente oggetto di un vasto dibattito a causa della minaccia delle trivellazioni. Questa regione ha espresso più di una volta in maniera chiara e encomiabile la sua opposizione a un'esperienza a altissimo rischio ambientale, capace di mettere in ginocchio una buona parte delle economie delle regioni. Sottolineo encomiabile. Forte di questa consapevolezza, la Regione può e deve impegnarsi per realizzare i 4 pilastri della strategia EUSAIR, ossia la crescita blu, i trasporti e l'energia, l'ambiente e il turismo sostenibile. Sarà l'arma migliore contro coloro che mettono in discussione la salute del mare Adriatico. È tutto sostenibile nella strategia EUSAIR, mentre
quello che ahimè ci viene proposto sembra più che altro insostenibile e ad altissimo rischio. In conclusione, siamo in presenza di un programma, il programma FESR, sempre più legato ad altre tematiche e ad altre finalità. Non siamo certo in presenza di una semplificazione del quadro complessivo della politica di coesione, come dimostra il capitolo complesso delle condizionalità ex ante, che sia il governo centrale che le regioni sono tenuti a rispettare. Siamo comunque chiamati insieme, Europa, Stato e Regioni, a gestire questa macchina complessa perché non si ingrippi, ma anzi produca risultati. E spero che ci riusciremo. Vorrei ringraziare nuovamente i servizi della Regione per l'attenzione rivolta alle richieste della Commissione europea durante il negoziato. Tali richieste sono state talvolta estremamente puntigliose, ma allo stesso tempo esclusivamente animate dall'intento di collocare le linee strategiche e i contenuti del programma in una cornice autenticamente europea. Vi auguro pertanto che l'attuazione del programma possa procedere in modo spedito e che essa possa concretamente rispondere ai bisogni e alle attese della popolazione e, permettetemi, ancora una volta, della sua spina dorsale rappresentata dalle sue piccole e medie imprese. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro buon lavoro. Ringraziamo il dottor Nigri e con questo accenno finale al confronto che è stato sicuramente molto preciso, molto puntuale, molto puntiglioso, però sicuramente utile per avere un quadro che ci accompagnerà bene nei prossimi anni. Peraltro quei due accenni fatti che denotano la sua passione, la comune passione per il nostro mare Adriatico, meritano attenzione. USAIR, di cui la Regione Veneto ha il coordinamento del Pillar 1, la Blue Growth, quindi tutta la materia che poi porta l'insieme della macrostrategia negli altri tre pilastri. Sulla crescita appunto blu è coordinata la parte regionale, tutte le regioni italiane sono coordinate dalla nostra regione, e Italia-Croazia, che per i due che ancora non lo sapessero, presenti in sala il 15 con uno nostro delle strutture del Dipartimento della sezione DG Italia-Croazia, della sezione cooperazione territoriale trasfrontaliera. È veramente un lavoro incommiabile di quest'ultimo anno, ha avuto l'approvazione, il programma è stato approvato. Adesso c'è tutto il resto, anche lì, ma vale quello che abbiamo detto prima, l'ultimo giorno facile è stato ieri e noi ci divertiamo di queste difficoltà. Ciò detto, adesso tocca a me come contributo, non c'è il contributo del dottor Martini, non perché non gli fosse piaciuto venire a Venezia, lui partecipa in maniera anche molto proattiva ai comitati di sorveglianza, è un punto di riferimento fondamentale per chi partecipa ai comitati sul versante romano, è stato bloccato a Roma da una riunione che con piacere, e vedo che anche a livello romano le riunioni, qualcuno di noi ha esperienza, convocate ieri per ieri, colpiscono anche i nostri colleghi ministeriali. C'è una riunione importante di direzione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, non è potuto intervenire. La sua presentazione comparirà nel sito FESR e quindi potrete assolutamente vedere quello che sarebbe stato il suo intervento. Vado al mio velocemente, il PRA. Il PRA, anche con questo evento di lancio, non è più, come è stato fino all'altro ieri, uno strumento solo per addetti ai lavori. L'Italia per prima si avvale, è stato richiesto come Paese membro dell'Unione Europea, si avvalesse di questo nuovo strumento che riguarda sia il FESR sia l'FSE. È uno strumento fondamentale per coordinare l'azione amministrativa, vai Alessandro con la prima slide, l'azione amministrativa di efficientamento amministrativo delle strutture, tutto quel lavoro che è stato già rappresentato negli interventi che hanno preceduto dell'assessore e del segretario generale, con le ricadute poi operative sui soggetti che nel territorio diventano gli stakeholders di riferimento per l'attuazione sia del FES che dell'FSE. Con la 2 è uno strumento che individua responsabilità, destinatari, cronoprogrammi, indicatori e target e ha una durata di 2 anni. Andiamo sulla 3, qual è stato l'iter normativo del PRA? Siccome non ci bastava dilettarci con POR FESR, FSE, 8 programmi comunitari, ci siamo anche impegnati sul fronte, peraltro
necessario ed essenziale del PRA. Una prima fase si è conclusa a novembre 2014, è stato individuato il responsabile amministrativo del PRA, che ahimè è il parlante, e ahimè per voi, ahimè anche un po' per noi, per i miei collaboratori, soprattutto i colleghi di FSE e di FESR e della programmazione regionale unitaria, che hanno dovuto veramente esercitare fuori di celia un lavoro impegnativo e molto minuto su questo fronte, anche perché senza PRA non c'è la bollinatura anche sul fronte FESR, sintetizzando al massimo. Seconda fase, l'approvazione da parte della Giunta della proposta di PRA. La terza, giugno 2015, individuazione del responsabile politico, che è il Presidente della Regione del Veneto. Tanto per evidenziare che lo strumento non è un esercizio a uso di noi tecnici o burocrati che dir si voglia, ma ha una forte valenza politica. Quarta fase, che si è conclusa a novembre, la costituzione del comitato di indirizzo che associa innanzitutto il Presidente, il suo delegato, gli assessori che hanno la regia dei due grandi fondi, FSE e FESR, le strutture tecniche di riferimento e la segreteria politica sulla falsariga di quanto avviene a livello nazionale. C'è un comitato di indirizzo politico, una segreteria tecnica che ha iniziato proprio in questi giorni, in queste settimane, la sua attività. Obiettivi del PRA. Ci sono obiettivi comuni ai due grandi fondi specifici per il FESR e l'FSE. Sto correndo? No, Alessandro, tu mi segui magnificamente. Bene. Va bene così. Assessore Marcato, vedo che apprezza questo approccio molto garibaldino, diciamo così. Bene. E proseguiamo. Allora, obiettivi comuni ai due grandi fondi sono quelli informatizzazione, miglioramento della gestione del sistema amministrativo e l'online, è stato detto tante volte, insomma, queste sono cose con cui ci confrontiamo ormai non quotidianamente ma minutamente, nel senso minuto per minuto siamo sempre connessi nel bene e nel male. Riduzione dei tempi di pagamento dei beneficiari. Obiettivi di miglioramento specifici. Aspetto, e su questo è bene correre. Obiettivi di miglioramento specifici del POR FESR, sì, io la sto buttando così perché come ho detto alla mia età ormai i freni inibitori sono dimenticati, spero però sia veramente colto come insieme a tutti gli altri esercizi in cui siamo stati coinvolti, soprattutto struttura FESR, FSE e PRU hanno fatto un lavoro, correggimi e sostienimi dottor Nigri se dico qualcosa che non è vero, perché ci ritenete giustamente bravi anche di un qualcosa di più, è stato veramente un lavoro che non vorrei nella mia presentazione molto sportiva e veloce non fosse colto, ed è un lavoro comunque che diventa essenziale per l'applicazione dei piani. Allora, obiettivi di miglioramento specifici sul FES, la riduzione dei tempi di valutazione dei progetti e la semplificazione delle procedure. Questo poi si integra con tutto quello che è stato detto su riorganizzazione che è in corso, su un affinamento dei sistemi di gestione e monitoraggio, quindi un lavoro che già ci impegna e ci impegnerà tutti, non solo chi è da sta parte, nelle prossime settimane, mesi e anni. Andiamo a qualche dato, e sono stato troppo veloce, gli interventi del PRA Veneto. Per conseguire gli obiettivi del piano di rafforzamento amministrativo, gli interventi sono sostanzialmente una ventina, raggruppati in 3 grandi gruppi, quelli di semplificazione legislativa e procedurale, una decina di interventi, quelli sulle risorse umane, molto interni alla struttura regionale, 3 interventi, e gli interventi sulle funzioni trasversali e strumenti comuni, che sono 7. Alcuni esempi di ricadute attese e in buona parte già avviate e avvenute sul territorio. Per il primo gruppo, quelli interventi di semplificazione, l'attivazione della centrale regionale acquisti, l'implementazione del sportello unico per le imprese, l'avviamento del nodo regionale per i pagamenti telematici e la gestione dei digitali, tra l'altro su questo, dovendo seguire anche i programmi di cooperazione territoriale e trasfrontaliera, sono partite varie call sul Alpine Space, Central Europe, Italia e Slovenia partiranno tra un po', Italia-Croazia lo stesso, Adrion, e lancio un segnale perché in questi giorni la struttura cooperazione territoriale e trasfrontaliera, sempre afferente al Dipartimento Politica e Cooperazione Internazionale, sta ricevendo interessanti proposte riguardanti la problematica delle identità digitali, insomma tutto ciò, guardo Gigi Cogo, che è il digitale, non l'informatico, perché sennò vengo bacchettato se uso l'espressione per me un po' antiquata, tutto ciò che riguarda il digitale, in realtà è anche un ambito, caro Gigi, grazie a te, per me è sempre più interessante e affascinante. Quindi anche sul fronte CTE
e vedo alcuni volti qua che sono impegnati anche sui programmi transfrontalieri, ci sono spazi importanti da utilizzare al massimo come territorio. E sempre per il gruppo 6.1 la stesura di linee guida di indirizzo procedurale che ci sta impegnando e ci impegnerà non poco nelle prossime settimane e mesi. E come ricadute sul territorio per il gruppo 6.2, quello sulle risorse umane, l'accompagnamento dei soggetti esterni coinvolti. Sarebbe da dire qualcosa di più, siamo qui a disposizione magari in un altro momento, in un'altra sede, per tutti gli approfondimenti del caso. Sul 6.3, le funzioni trasversali, la realizzazione del sistema informativo unitario, il registro nazionale degli aiuti di Stato, su cui la dottoressa Lisanna Simon della sezione di GFESR è il contenitore di tutti i saperi di altra materia non poco complessa, a disposizione per ogni tipo di eventuali chiarimento, interventi sul sistema di valutazione interna del personale, comunicazione, trasparenza e azioni programmi operativi. A cosa serve il PRA? Il PRA serve a tante cose in realtà, serve a verificare che tutto quello che è stato detto in tutti gli interventi che hanno preceduto e in quelli magari che sicuramente anche seguiranno abbia concreta attuazione. È previsto che tutta l'attività che viene svolta sia poi restituita a livello di Agenzia per la coesione territoriale con set di schede informative con tutta la loro complessità, ma anche con gli aspetti di interesse che questi strumenti hanno e con relazioni che vengono progressivamente presentate. Andando proprio a concludere, qualche dato, qualche elemento. Tempi del monitoraggio, i tempi del monitoraggio, primo quadrimestre il 31 maggio appunto con dati aggiornati al 30 aprile, il secondo step di monitoraggio al 30 settembre, il terzo al 31. Ma, ultima slide, e questa volta poi colleghi non dite che sono troppo parlatore per non dire logoroico, questa volta mi sono superato. Allora, qui è interessante vedere quali sono poi concretamente i risultati del lavoro che è stato fatto. Siamo messi abbastanza bene, direi che siamo messi abbastanza bene perché vedete nell'ultima slide il livello giallo degli interventi completati, il rosso, fucsia, rosa, salmone, non saprei come definirlo, sì, lì diventa rosa, qui un po' più scuro, e salmone, sì, salmone, un po' così, sì. Salmone è dato a male, da me salmone lì più rosa, fucsia, vabbè. Gli interventi in fase di implementazione e molto contenuti gli interventi da implementare. Sono gli interventi che riguardano specificamente le risorse umane interne, quindi sono collegati ai processi di riorganizzazione di cui si è detto, al piano occupazionale, per cui mi sento di dire che anche sul PRA, non per parlarci addosso, ma per dare un'interpretazione corretta e coerente di questi dati, insomma siamo assolutamente in linea. E con questo rush finale io passo la parola all'ultimo al dottor Cecchinato, il direttore della DG Porfesre, per l'ultimo intervento tecnico che ci porta ormai in fase di chiusura di questa impegnativa mattinata. A lei, dottor Cecchinato. Grazie. Grazie. Allora, io chiudo un po' con una presentazione molto tecnica, spero interessante comunque, e mi concentrerò su due tematiche fondamentali. Una prima, carrellata molto veloce sulla situazione attuale della chiusura del POR-FES 2007-2013, che penso al tavolo di partenariato interessi, e una seconda invece molto più ampia illustrazione di alcuni aspetti legati all'attuazione del POR. Volevo ricordare tra l'altro e salutare non solo i presenti ma anche quelli che sono collegati tramite streaming a questo importante incontro. A che punto siamo nell'attuazione del POR-FES 2007-2013? Allora, non abbiamo concluso, perché il grafico lo rappresenta, siamo al 95% al 14 dicembre, siamo a un avanzamento del 95%, ci mancano circa 26-27 milioni di euro come avanzamento registrato. Diciamo così che arriviamo decisamente lunghi, però
abbiamo la possibilità durante tutto il 2016, perché il termine per la presentazione, per la chiusura del programma è previsto il 31 marzo 2017, abbiamo tutto il 2016 per perfezionare diciamo così, la rendicontazione del POR e registrare quegli avanzamenti che fino al 31 dicembre 2015 ci saranno svolti. Naturalmente una illustrazione non solo sulla spesa ma anche un'illustrazione della situazione dei progetti. Siamo, per quanto riguarda la chiusura dei progetti, al 75%. Allora il numero, voi direte, mamma mia, 75% non è collegato al 95% della spesa. Invece in realtà si tratta, abbiamo molti progetti negli assi, vedete, 3 e 4, che sono molti progetti infrastrutturali, soprattutto nell'asse 3 e anche nell'asse 2, in parte nell'asse 5, che hanno già degli stati di avanzamento molto vicini alla conclusione. Si tratta solo di registrare, diciamo così, la spesa, la rendicontazione, verificare la rendicontazione e poi effettuare il rimborso. Diciamo così che gli interventi a favore delle imprese concentrati sugli assi 5 e sugli assi 1 sono, come vedete, a un livello quasi di definizione totale. Ecco. Quindi da questo punto di vista noi confidiamo di rendicontare, anche grazie all'overbooking, sicuramente una somma superiore ai 448, poi ci saranno ancora verifiche e controlli nel corso del 2016, ma diciamo dovremmo raggiungere l'obiettivo della piena utilizzazione e rendicontazione delle spese alla Commissione europea. Passiamo ora invece a quello che è, siamo qui soprattutto per questo, a quello che è diciamo così, l'attuazione del nuovo programma 2014-2020. Molte cose sono state dette circa i contenuti di questo programma, io non ci torno assolutamente sopra, ma mi concentrerò un po' su aspetti più procedurali, no? E anche su un po' di tempistica, di cronoprogramma. Ho scritto nuove procedure per un nuovo programma perché effettivamente il salto, abbiamo sentito tante volte, no, questo tema del cambiamento, il salto tra la programmazione 2007-2013 e la programmazione 2014-2020 è piuttosto notevole proprio da questo punto di vista. Mi concentrerò sugli aspetti di attuazione, naturalmente, dove per aspetti di attuazione noi vi diciamo cosa stiamo facendo insieme con le altre 12-13 strutture che stanno lavorando insieme con l'autorità di gestione, 13 strutture regionali, che stanno lavorando insieme con l'autorità di gestione per la predisposizione dell'attuazione del nuovo programma. Allora, i primi interventi saranno quelli di, per ogni azione e subazione, di identificazione della pianificazione procedurale finanziaria, di individuazione dei criteri di selezione delle operazioni, di implementazione del sistema informativo fino ad arrivare al bando. Allora, come sempre, rispetto a un prodotto che è il bando, che diciamo così sembra un prodotto non dico banale, ma tutto sommato un documento neanche proprio molto ampio, in realtà c'è dietro un lavoro molto importante e anche piuttosto complicato. Lo vediamo subito dalla prima attività che stiamo mettendo in atto proprio in questo periodo insieme con le strutture, ed è quella della pianificazione procedurale finanziaria. Questa pianificazione è fondamentale per poter affrontare tutta una serie di obiettivi, di raggiungere tutta una serie di obiettivi e di contenimento anche, abbiamo sentito oggi, dei tempi e anche dal punto di vista finanziario è necessaria proprio per riuscire a diciamo così, cambiare verso rispetto all'attuale programmazione.
abbiamo individuato, e questo è già un lavoro che è stato fatto in realtà anche nel PRA, come confronto con la programmazione 2007-2013, tre grossi fasi all'interno del quale ci muoviamo nella programmazione, ed è la fase del bando, dell'emissione del bando, la fase dell'istruttoria delle domande che vengono presentate e poi la fase successiva di controllo sulle rendicontazioni e quindi il relativo pagamento del rimborso. La fase di bando, Alessandro, ecco, la fase di bando abbiamo cercato la rappresentiamo in questa maniera, collocando temporalmente per ciascun asse e per ciascuna azione, noi ne abbiamo 29 di azioni all'interno del POR, la Commissione ne voleva molti di meno, siamo riusciti tutto sommato a contenerle rispetto a quelle iniziali. Per ogni azione del POR, di ciascun asse, abbiamo chiesto alle strutture insieme di strutturare, diciamo così, la collocazione temporale dei bandi, dei periodi di istruttoria e poi delle successive liquidazioni. Vedete qui, come esemplificato, il primo bando dell'azione 1, quello colorato in azzurrino, mette a disposizione 5 milioni di euro nel trimestre, mettiamo, marzo-giugno 2016. In tempi definiti, e questo tempo ottimale è definito nel PRA, poi che ci riusciamo è un altro conto, però andiamo a tendere verso questo obiettivo che nel PRA è descritto, e in tempi definiti 120 giorni al massimo dovremmo riuscire a chiudere le istruttorie di finanziabilità e fino ad arrivare alla graduatoria di finanziamento. Tutto il resto del tempo, a partire da ottobre-dicembre fino a ottobre-dicembre dell'anno successivo, è destinato alla realizzazione da parte dei beneficiari dell'intervento che è stato finanziato, dell'operazione è stata finanziata. 90 giorni è l'obiettivo da PRA per la liquidazione dell'intervento nel momento in cui la rendicontazione viene presentata. Quindi schematicamente, in teoria, a dicembre 2017 l'intervento che è andato a bando tra marzo e giugno del 2016 dovrebbe essere chiuso se il periodo di realizzazione, diciamo così, è di un anno. Una situazione analogamente poi si prevede di iniziare a partire dal 2017 con un'altra procedura di bando. Questo è per dire su questa azione 1 fantomatica. L'azione 2 vede un percorso leggermente diverso, questo può essere per esempio un intervento infrastrutturale, i tempi sono anche relativamente troppo brevi forse per un intervento infrastrutturale, comunque il concetto è quello, era giusto per stare dentro alle colonne. L'intervento infrastrutturale viene messo a bando tra luglio e settembre del 2016, c'è la fase di approvazione, di istruttoria di approvazione della graduatoria, la rendicontazione del pagamento è frazionata in stati, in anticipazioni e stati di avanzamento successivi, per cui ci sono 3 momenti di pagamento fino al saldo che dovrebbe chiudersi nel giugno del 2018. Allora, stiamo facendo questo sostanzialmente per ogni azione e ogni asse del POR. È un lavoro molto complesso che non è, tra virgolette, libero, perché, come avete visto, nelle caselle sono scritte anche delle risorse. Ci sono prima di tutto dei vincoli finanziari. I vincoli finanziari sono innanzitutto quelli di arrivare a soddisfare è stato ricordato prima dal dottor Nigri, quello che è uno dei limiti finanziari, dei vincoli finanziari posti dalla Commissione, che è quello di spendere nell'anno N+3 le risorse che sono messe nel piano finanziario approvato dalla Commissione nell'anno N. Soprattutto però chi ha seguito l'evoluzione del tavolo, che ha seguito più attentamente l'evoluzione del tavolo del POR, sa che al 2018 abbiamo la verifica dell'efficacia dell'attuazione fisica e finanziaria del POR, il primo momento di verifica,
È un momento troppo ravvicinato probabilmente per un POR che parte, come molti altri in Italia peraltro, in ritardo rispetto al 2014, che sarebbe stato l'anno iniziale, quando la Commissione ha previsto il 2018, probabilmente si sperava che nel 2014 i programmi partissero. Noi partiamo addirittura nel 2016, quindi fate conto voi se non ha molto senso in effetti, però abbiamo tarato, diciamo così, anche questi obiettivi concordati con la Commissione in maniera tale che siano obiettivi raggiungibili, perseguibili, anche se molto sfidanti, molto impegnativi. Quindi questo è il primo vincolo che abbiamo. Ci sono poi vincoli nazionali e regionali, sempre sotto dal punto di vista finanziario, che non attengono solo alle disponibilità, come abbiamo sentito prima, c'è tutto un tema di cofinanziamento regionale che è molto impegnativo, ma attengono anche alle nuove regole di armonizzazione del bilancio, che sono regole assolutamente stringenti anche per gli interventi comunitari e che ci stanno decisamente complicando la vita, però questa è la regola che a livello nazionale è stata data per il bilancio. Ci sono poi dei vincoli attuativi veri e propri, alcuni sono stati ricordati, le condizionalità ex ante, naturalmente qua non parliamo solo delle indicazioni di tipo, diciamo così, rispetto di regole, quindi rispetto alle regole sugli appalti, rispetto alle regole sugli utili di Stato, eccetera, via e altre procedure che siamo tenuti come Stato e come Regione naturalmente a far rispettare. Ma stiamo parlando anche di una condizionalità, è stata ricordata più volte la strategia di specializzazione intelligente, di condizionalità che riguardano anche proprio gli aspetti strategici. Allora, una richiesta molto forte dei regolamenti è quella che ci si deve muovere in un'ottica di strategia. Questo ha chiesto a noi la Commissione, no? Quindi fare un'analisi e di individuare fabbisogni e poi obiettivi di miglioramento e da questo punto di vista partire con le azioni. Questo stiamo chiedendo per esempio anche nell'ambito della strategia di sviluppo urbano sostenibile a quelli che saranno le future autorità urbane. Alcuni aspetti che riguardano, è stato ricordato più volte oggi e forse sul programma una riflessione importante su questo va fatto, è quello relativo agli strumenti finanziari, che hanno una procedura del tutto particolare che riguarda l'implementazione di questi strumenti. Per implementare questi strumenti è necessario fare una valutazione ex ante dello strumento e poi ovviamente trovare il gestore. Questo gestore deve essere trovato tramite una gara. Quindi è una procedura, una subprocedura per arrivare diciamo così, all'attuazione di questi strumenti finanziari sulla quale siamo purtroppo indietro e dobbiamo ancora fare tutti e due questi passaggi e questo può condizionare effettivamente nella prima fase del POR l'implementazione della strumentazione finanziaria. Peraltro, per fortuna, abbiamo diverse risorse sugli strumenti finanziari nel POR attuale che possono essere, diciamo così, in qualche maniera anche queste però utilizzate per una prosecuzione degli interventi. Da ultimo, una subprocedura importante dal punto di vista attuativo è quella che riguarda l'asse 6, quindi lo sviluppo urbano sostenibile. Da questo punto di vista dobbiamo individuare più puntualmente i soggetti, autorità urbane e qualificarli poi come organismi intermedi, quindi con tutto un processo di riconoscimento. Ritornando a quelli che erano gli aspetti più importanti che dicevamo sono da definire per arrivare poi al bando, un punto fondamentale è quello dell'individuazione dei criteri di selezione delle operazioni. Quindi siamo partiti con le procedure di attuazione e l'individuazione puntuale della tempistica e del cronoprogramma per ciascuna azione. Perché l'azione parta devono essere anche però individuati i criteri di selezione delle operazioni. Questi criteri devono essere approvati nel comitato di sorveglianza,
Comitato di sorveglianza è stato, con la delibera 1500 del 29 ottobre, è stato istituito, sono arrivate le designazioni, a giorni e comunque entro il 31 dicembre formalizzeremo, diciamo così, anche la costituzione con le persone fisiche che fanno parte di questo comitato. È stato un comitato allargato nella composizione, è un comitato rappresentativo, è un comitato che sarà chiamato a un lavoro piuttosto intenso, perché ricordiamo ai soggetti del comitato che essi non sono là a rappresentare se stessi, ma sono là a rappresentare altri soggetti che fanno parte del tavolo del partenariato e ai quali il tavolo del partenariato, questi componenti del tavolo del partenariato, possono rivolgersi per avere, diciamo così, anche chiedere conto anche della partecipazione al comitato. Insisto su questo perché il passaggio sui criteri è molto più presente in questa programmazione anche rispetto al passato. Abbiamo individuato sostanzialmente 3 macro categorie, criteri di ricevibilità delle domande, che sono naturalmente aspetti tipo formale più che altro, criteri di ammissibilità che sono relativi ai contenuti regolamentari e ai contenuti del POR stesso, quindi se ci sono criteri specifici che sono definiti nel POR, questi non possono essere, tra virgolette, discussi nel comitato, ne può essere discussa in qualche maniera l'individuazione più puntuale e la definizione, ma certamente il criterio è già obbligatorio di per sé. Ci sono poi i criteri di valutazione o di premialità che sono quelli che sono invece più qualitativi e che spettano proprio su proposta dell'autorità di gestione, spettano poi la valutazione del comitato di sorveglianza. È un momento, diciamo così, di confronto che può essere che è sicuramente molto importante e che stiamo appunto preparando insieme con le strutture responsabili dell'attuazione per ciascuna azione, diciamo così, almeno quelle prioritarie. Un ulteriore punto che anche l'assessore aveva ricordato è fondamentale nell'attuazione di questo programma è che questo programma deve rientrare per regolamento nel sistema informativo unificato per la programmazione unitaria. In pratica, a livello regionale, già a partire dal 2014, siamo partiti con la implementazione di un sistema informativo unificato che in maniera integrata opera su tutti e 3 i grandi fondi, i grandi programmi, quindi sul PSR, sul programma del Fondo Sociale e anche sul programma del POR-FESR. Quindi a livello di interfaccia, a livello di approccio, ci sarà un'interfaccia, un approccio comune a tutti i fondi. Andiamo un po' dentro, anche per presentarlo in maniera molto sommaria, e rendere conto di un grande lavoro che è stato fatto, in particolare ovviamente dai colleghi della sezione sistemi informativi, insieme con noi, insieme con tutti i colleghi delle strutture e ovviamente servendosi poi di una società che è incaricata dell'attuazione, engineering. Andiamo un po' dentro perché vi elenco molto velocemente quelle che sono le caratteristiche di questo sistema. Prima di tutto il sistema deve operare una identificazione delle utenze, di chi si approccia al sistema stesso. Avanti, per favore. Il sistema di gestione degli utenti prevede che ci possa essere l'accreditamento sia delle persone fisiche sia delle imprese. Può essere naturalmente anche delegato questo accesso ad altri soggetti, per esempio liberi professionisti o chi assiste l'impresa nella presentazione della domanda. Può essere questa attività, il lavorare sul sistema informativo unificato può essere appunto delegato a questi soggetti. L'approccio può essere automatico nel caso si disponga della firma digitale, deve essere gestito manualmente e quindi la delega e la gestione degli utenti, l'utente può essere profilato manualmente se non c'è la firma digitale. Naturalmente il fatto di passare, come si diceva, a questa
alla firma digitale sarebbe una componente che accelererebbe molto questi processi. Il secondo ambito di lavoro, importantissimo, e direi veramente un passo in avanti dal punto di vista della semplificazione molto importante, è quello dell'anagrafe unica. Qui parliamo di un'anagrafe unica non nazionale, ma parliamo dell'anagrafe regionale. Chi si approccia al sistema è profilato, come abbiamo visto, ma anche se opera su fondi diversi e anche se opera su diversi applicativi gestionali regionali, avrà, come dire, la possibilità di presentare una volta solo i propri documenti. Quindi questo discorso anagrafe unica anche rispetto ovviamente a tutti gli approcci rispetto ai pagamenti. Questo approccio dell'anagrafe unica è fondamentale perché ci consente un'estrema semplificazione di tutti i processi. In pratica, una volta che il soggetto, oltre che profilato, sarà dentro all'anagrafe, ha dato le sue informazioni e queste informazioni sono state verificate anche collegandosi con banche dati già esistenti, quindi tutta una serie di verifiche verranno fatte praticamente in automatico o con procedure molto veloci, proprio perché si potrà accedere attraverso il sistema per esempio all'anagrafe tributaria o alla SUAP o altre anagrafi, o alla Camera di Commercio. Proprio per questo ci sarà un'estrema semplificazione proprio dal punto di vista proprio anche gestionale e di approccio a tutta l'attività, diciamo così, dell'utente rispetto alla procedura della domanda, ma anche agli aspetti poi legati alla rendicontazione e al pagamento, perché investe tutta la regione questo concetto dell'anagrafe unica. Il terzo step che riguarda poi la presentazione delle domande è che gli approcci rispetto al POR saranno solo ed esclusivamente approcci di tipo informatico. Quindi non avremo più presentazioni di domande cartacee, ma avremo presentazioni di domande attraverso il sistema. Questo non ci deve spaventare, è qualcosa che viene già fatto anche negli altri fondi, è una novità per il POR, una novità parziale, perché in realtà alcune procedure sono state nel tempo adottate, no? Ma è stato una prerogativa di alcune azioni, una cosa un po' spot. Ecco, in questo caso c'è un approccio molto più coordinato. Naturalmente questo ci complica un po' la vita, perché noi pensavamo, appunto, come dice la vignetta, di avere tutte le risposte, invece adesso ci cambiano le domande e effettivamente la domanda sarà molto diversa, sarà molto cambiata e sarà un qualcosa sulla quale noi cercheremo anche di fare un'attività di accompagnamento. Il quarto punto è poi il discorso, quello che viene dopo la presentazione domande, tutta la fase che stiamo mettendo in piedi. L'informatizzazione non riguarda solo la presentazione della domanda, ma riguarda tutti i rapporti col beneficiario, quindi riguarda l'istruttoria della domanda, riguarda la successiva approvazione dell'istanza, riguarda, e quindi la graduatoria, riguarda la presentazione della documentazione di spesa, la rendicontazione da parte del beneficiario e riguarderà anche naturalmente gli aspetti di liquidazione. Quali sono i vantaggi di tutta questa procedura? Sicuramente è un vantaggio interno per l'amministrazione, è un vantaggio molto importante anche per l'utente, perché l'utente potrà vedere a che punto sta la sua pratica. Quindi il vantaggio è non solo di non ripetere 100 volte le stesse informazioni, tema dell'anagrafe, ma è anche quello di avere una tracciatura degli step a cui si è arrivati nella gestione delle istanze. E questo credo sia anche qui un vantaggio fondamentale. Chiudo con il discorso del nuovo sistema informativo unitario, per dire che stiamo naturalmente a cascata
Insieme con queste attività stiamo naturalmente affrontando il tema del vero e proprio del bando, con tutti gli elementi che compongono un bando, attraverso un processo di avvicinamento che vede la presentazione da parte delle strutture e la discussione su delle schede, diciamo così, per il momento non così esaustive e puntuali come è un bando, ma su delle schede generali che vanno a chiarire i singoli punti. Sulla slide successiva vediamo che le novità fondamentali per l'utente riguardano da una parte il fatto che fin dall'inizio vorremmo riuscire a dare un quadro chiaro della pianificazione dei bandi da qui al 2023, no, non neanche lo consideriamo, al 2022. Quindi vorremmo riuscire fin dall'inizio a dare un'illustrazione puntuale di quello che dovrebbe venire, in particolare dei periodi di uscita dei bandi e degli importi finanziari che mettiamo in ciascuno di queste uscite. Quindi una ripartizione anche corretta. Questo è il primo obiettivo che ci poniamo, un obiettivo di chiarezza per noi, ma che è necessario alla luce di tutto quello che abbiamo sentito sui limiti e sui vincoli dal punto di vista finanziario, ma che è anche un approccio secondo me molto importante anche per le imprese e per i soggetti anche pubblici che si avvicinano al POR, che possono avere così contezza, diciamo così, di quello che è la progressione nel tempo. Poi la standardizzazione procedurale, abbiamo parlato di linee guida, sicuramente è un obiettivo, già il sistema informativo ti porta ad una standardizzazione procedurale, però qui c'è bisogno anche di affiancare, diciamo così, anche proprio nella scrittura queste linee guida. Il tema della semplificazione che abbiamo visto è un tema che è sempre presente e che la Commissione europea tra l'altro ci ricorda ogni volta, anche se poi in realtà ci ha complicato moltissimo la vita, quindi qua qualche contraddizione noi la vediamo francamente e credo che il dottor Nigri sia anche d'accordo. Noi non abbiamo semplificato niente. Ecco, boh. Perfetto. E poi il tema dell'informazione e assistenza ai beneficiari. Stiamo elaborando la strategia di comunicazione, che è una componente fondamentale del contenuto del prima convocazione del Comitato di Sorveglianza e ci saranno molte novità anche da questo punto di vista e comunque degli impegni molto precisi anche per noi che verranno proprio da questo tema. Quindi questo fatto proprio a favore dei beneficiari o dei richiedenti comunque. Lascio due temi che sono cose che stiamo affrontando in questo momento, importanti per i soggetti a cui ci rivolgiamo, ma qui parliamo di sviluppo urbano sostenibile e poi parleremo di aree interne, perché sono, diciamo così, dal punto di vista territoriale, gli interventi più pregnanti, più significativi, che richiedono peraltro delle procedure di costruzione della strategia che non sono definite strettamente nel POR, cioè a grandi linee sì, però le strategie di dettaglio, di intervento di dettaglio saranno definite appunto nei documenti che saranno i SISUS, l'abbiamo chiamato così, strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile da parte delle città, o che saranno i preliminari e la strategia di intervento all'interno della strategia nazionale aree interne per quanto riguarda le 4 aree interne che l'assessore prima ha ricordato. Allora, un'attenzione particolare a queste fasi, nel senso che prima di partire con le azioni dello sviluppo previste nello sviluppo urbano sostenibile dobbiamo identificare puntualmente le autorità urbane, riconoscerle, qualificarle come organismi intermedi perché avranno un'attività nella selezione degli interventi, saranno fondamentali proprio per questa fase di selezione degli interventi e proprio per il fatto che dovremo selezionare appunto la strategia. Ugual cosa nella slide successiva stiamo facendo per la strategia nazionale aree interne. L'area pilota spettabile reggenza dei 7 comuni dell'altopiano di Asiago è già a buon punto. Abbiamo fatto proprio l'altro giorno, non ho potuto partecipare, ma sono stati 2 tavoli, uno sull'agricoltura e uno sull'istruzione, molto importanti, nei quali si sta andando a definire quel mix di interventi nazionali e di interventi coi fondi FESR, FSE e FEASR, quindi un esempio
a Gordina, quella delle due che sarà, diciamo così, più pronta, che sarà più avanti dal punto di vista dell'elaborazione. Ecco, io ho chiuso la mia presentazione, vuole essere una presentazione, diciamo così, molto tecnica, lo è stata, che dà qualche annuncio, che dà qualche riferimento. Vorrei in questa sede veramente ringraziare innanzitutto i colleghi, e glielo devo, della mia struttura, che hanno lavorato per questo evento, ma hanno soprattutto lavorato e stanno lavorando con grande professionalità nel POR. Voglio ringraziare la collaborazione dei colleghi delle strutture responsabili dell'attuazione, che c'è un confronto franco, a volte anche si discute naturalmente, però è sempre stato un confronto molto istruttivo e anche molto positivo, volto alla soluzione dei problemi. Voglio ringraziare naturalmente anche i colleghi diciamo così, delle strutture trasversali, in particolare i colleghi della sezione sistemi informativi, che ci supportano in questa attività veramente molto complessa. Grazie. Bene, allora signori, prima di dare la parola a voi, magari se c'era qualche domanda, e di trarre delle conclusioni politiche che comunque credo valga la pena di fare vista la giornata, essendoci oggi presenti, tra l'altro è arrivato anche un altro assessore, l'assessore Corazzari, che ringrazio, e c'è l'assessore Marcato, io desidererei dare la parola, se ci raggiungi qua, Roberto, anche per un saluto da parte dell'assessore Marcato, anche perché come voi sapete i fondi FES abbracciano varie tematiche, varie azioni, però uno di questi assi è incentrato proprio sul tema della impresa, dell'innovazione tecnologica, della ricerca, e quindi è uno dei temi che segue, delle attività produttive, che è uno dei temi che segue l'assessore Marcato, quindi chiedo un saluto da parte sua. Sì, grazie, buongiorno a tutti, ringrazio, intanto volevo fare un ringraziamento particolare al collega Caner e a tutto il suo staff, perché hanno fatto un lavoro secondo me egregio. Poi volevo dare due informazioni. Allora, la prima, che c'è stato fatto un accenno, è stata approvata la RIS, tra l'altro mediata con la UE in maniera assolutamente seria e determinata, ed è stata approvata con la condivisione del territorio, quindi c'è stata l'unanimità, diciamo, da parte dell'osservatorio e del comitato, e questo mi fa particolarmente piacere perché poi è là che noi dobbiamo riversare le nostre intenzioni e le nostre risorse. L'altro tema che mi faceva piacere sottolineare è che, per quanto riguarda l'assessorato che io rappresento, quello dello sviluppo economico, l'utilizzo sul FESR è stato in termini di pagato su programmato del 110%. Credo che questo per un'amministrazione pubblica sia un risultato davvero straordinario. Io ho un ruolo politico e rivendico con molto orgoglio e con molta forza il ruolo che un assessore ha. E ho sentito da tutti i relatori la parola cambiamento, è stata detta decine e decine di volte. E questo è un termine quanto mai attuale, visto che siamo reduci da una crisi che ha devastato l'economia e la finanza, ma ha cambiato radicalmente il mondo. E quindi, come dire, ci si aspetterebbe che questo termine fosse ormai nel nostro DNA. Anche perché la cosa che mi piace è proprio 2014-2020, cioè la programmazione. E in questa programmazione noi ci mettiamo le idee. Sappiamo però che le idee sono figlie delle convinzioni, quindi non è che possiamo prescindere da questo. Ed è per questo che la parola cambiamento dovrebbe avere oggi un ruolo centrale. Però se guardo alla realtà dei fatti, devo dire che insomma non è che faccia ben sperare. Perché noi continuiamo, parlo di enti pubblici ma anche del governo, continuiamo a prendere decisioni, a fare decreti, a fare norme e non riusciamo a sterilizzarle dall'effetto panico. Noi agiamo sempre sulla scorta dell'emergenza.
Ed è per questo che invece sui fondi europei di cui stiamo parlando, il fatto che ci sia una visione a medio e lungo termine ci costringe in qualche modo a fare dei ragionamenti che non sono nell'immediato. Per cui l'augurio, visto che siamo anche a Natale, oltre a fare gli auguri di buon Natale, è che nel 2016, nel 2017, nel 2018 ci sia un cambio di rotta della classe dirigente, di tutti noi che rappresentiamo il territorio. Lo pagherà. E adesso, e anche in questo caso, ci innamoriamo ancora una volta del mezzo e non dell'obiettivo, perché tutti quanti a parlare della SPA, della borsa, come se questa fosse l'obiettivo finale di questo istituto di credito. Questo è uno strumento, è un mezzo, è solo un mezzo. Noi dovremo ragionare invece di che ruolo devono avere queste banche, come si vedono nei prossimi 5, 10, 15, 20 anni, qual è il rapporto con il territorio, come possono essere utili al tessuto produttivo di impresa di un'economia fortissima come quella veneta, qual è il rapporto con il correntista, che tipo di deontologia vogliamo usare quando proponiamo un prodotto finanziario. Dovremmo parlare di questo, invece no. E l'obiettivo è la borsa, l'obiettivo è l'SPA, quindi tutti quanti noi adesso nei dibattiti a parlare di questo, nessuno che parla di obiettivi. Ecco, quindi non ci siamo ancora. Lo dico perché siamo tutti interessati a questo, io per primo, non ci siamo. Cioè, io mi auguro davvero che l'anno nuovo porti un cambio di rotta un po' più robusto. Innamoriamoci degli obiettivi, meno dei mezzi, e soprattutto quando pensiamo al nostro futuro cerchiamo di sterilizzarlo dall'effetto panico dell'emergenza. Noi siamo chiamati ad essere sereni di fronte a un problema, altrimenti il cittadino si arrangia, il cittadino ci delega per essere sereni quando dobbiamo prendere una decisione. Non dire, e la prima cosa che facciamo è colpa sua. Calmi, siamo calmi, tranquilli, analizziamo e prendiamo decisioni. Questo siamo chiamati a fare. L'augurio che vi faccio e che mi faccio è che ci sia questo cambio di rotta. Grazie per l'attenzione. Volevo anche ringraziare la presenza del consigliere Gidoni, perché ho detto in premessa che quando è partito questo POR un coinvolgimento importante anche di scelte politiche l'ha avuto anche il consigliere regionale, quindi ti ringrazio Gidoni che sei presente qui oggi. C'è anche il collega Corazzari, ma io direi prima di concludere, se per caso c'è qualche osservazione, magari anche dal punto di vista tecnico, così sfruttiamo anche la presenza del dottor Cecchinato e del dottor Lecchiato. Spero di avervi dato anche i tempi, no? Con cui andremo a concludere questo percorso per l'attivazione dei bandi, quindi se c'è qualche domanda, altrimenti farei delle conclusioni molto brevi. Prego. Sì, può... Grazie. Questa signora. Pronto? Buongiorno, Paola Ravenna del Comune di Venezia, responsabile fondi europei. Mi chiedevo, ero molto interessata al rafforzamento, il piano di rafforzamento amministrativo. Noi come Comune parteciperemo alla selezione per l'autorità urbana, organismo intermedio. Mi chiedevo se nel PRA c'era, proprio una domanda specifica, avrei voluto chiedere anche al collega dell'Agenzia del Piano Operativo Nazionale Governance. Chiedevo se nell'ambito del PRA, nel piano di rafforzamento amministrativo, era previsto qualcosa per le autorità urbane che saranno organismo intermedio o se noi a nostra volta dobbiamo fare il nostro, diciamo, PRA. Grazie. Volevo chiederlo anche nell'ambito del PON Governance al collega dell'Agenzia. Dottor Cecchinato, rispondere? No. Allora, per quanto riguarda, diciamo così, l'aspetto del PRA, mi sembra di ricordare che non c'è un riferimento specifico all'autorità urbana. Altro conto è invece quello che, e ce lo siamo detti negli incontri che abbiamo fatto, quello che noi cercheremo di fare insieme con le autorità urbane, perché l'autorità urbana, come dicevo, ha una funzione importante
non solo dal punto di vista della strategia, ma anche dal punto di vista poi dell'attuazione, perché opererà quantomeno la selezione delle operazioni. E quindi, per esempio, avrà un ruolo molto attivo nell'approvazione dei criteri e nell'approvazione poi delle graduatorie degli interventi. Proprio per questo è necessario che superi anche l'autorità urbana uno scoglio che è quello del riconoscimento di una struttura adeguata. Questa struttura verrà valutata non solo da noi in fase di presentazione della domanda, infatti ne abbiamo anche discusso nel penultimo incontro, ci sarà una richiesta di strutturazione dell'autorità urbana, ma sarà soprattutto l'autorità di audit che andrà a verificare la vostra strutturazione. Naturalmente la strutturazione dipende dai compiti che sono affidati e da questo punto di vista l'intenzione era quella, come è stato detto, di non affidare compiti di gestione finanziaria degli interventi, ma di limitarsi ai compiti strettamente di selezione delle operazioni. Per questo, nell'ambito del rafforzamento 6.2 del PRA, noi avevamo previsto la possibilità di interventi a sostegno, tra virgolette, dei beneficiari e a sostegno anche non solo della struttura responsabile dell'attuazione e quindi delle varie strutture che operano all'interno del programma, ma anche degli organismi intermedi. Quindi diciamo così che è un discorso aperto sul quale ci possiamo sicuramente confrontare. Prego, se c'è qualche altra domanda. Niente, perché giustamente come dice il collega Marcato sarete anche stanchi. Allora, se non ci sono altre domande, chiudo proprio velocemente su questo. 3 considerazioni di tipo politico. Avete capito che tramite il PRA stiamo studiando assieme ai colleghi assessori, perché su questo stiamo credo facendo, e li ringrazio anche della presenza dei 2 presenti, Marcato e Corazzari, perché stiamo discutendo sia a livello politico che a livello amministrativo, abbiamo più volte sensibilizzato le strutture su questo, perché vorremmo dar vita anche a se vogliamo, a una cabina di regia per la gestione di questi fondi. Quindi la volontà è quella di cercare di snellire e semplificare il più possibile i processi, perché con questo POR non possiamo, noi tutti, in particolare dal punto di vista noi della pubblica amministrazione relativa alla regione, ma poi anche voi, non sbagliare, nel senso che dobbiamo spendere tutto e spendere bene. Quindi una sensibilizzazione da questo punto di vista anche alle strutture, e su questo col PRA metteremo appunto un qualcosa che cercherà di controllare anche quella che sono appunto i processi, e quindi gestire meglio le pratiche, i bandi, le rendicontazioni, tutte queste cose qua che sappiamo essere cari a tutti quanti. Secondo, la Regione Veneto vuole essere guida, vuole avere la governance della gestione non solo dei fondi che ci sono appunto dati da gestire, FSE, FEASR e FESR, ma la volontà è anche quella di creare una vera e propria cabina di regia che vada anche a gestire quelli che sono anche altre attrazioni finanziarie che possiamo avere sia a livello europeo e non solo. Su questo stiamo cercando di creare anche qui una cabina di regia, coinvolgendo anche il ruolo di Eurosportello, che secondo me è fondamentale, proprio perché su questo dobbiamo muoverci all'unisono, e noi vogliamo prenderci questa responsabilità. Terza ed ultima cosa, il tema della comunicazione. Io ritengo fondamentale la comunicazione del POR FESR, così come ci è chiesto anche dall'Unione Europea, e quindi comunicazione sul territorio. Pertanto lo dico già da subito, sono disponibile, non solo io ma credo anche i colleghi, ma a seguire personalmente tutte quelle che possono essere le attività legate alla diffusione di queste informazioni, anche assieme alle categorie economiche, quindi mi do disponibile a
personalmente a essere magari invitato o comunque a mettere insieme tutti quegli strumenti che possono arrivare alla comunicazione il più possibile al territorio, quindi direttamente anche alle imprese. E chiudo ringraziando voi tutti per il lavoro che comunque avete fatto, ringraziando anche le mie strutture tecniche, quindi il dottor Vecchiato, il dottor Cecchinato e anche le strutture degli altri assessori, sapendo che ora stiamo cercando, sappiamo che in passato delle difficoltà ci sono state, stiamo aprendo una stagione nuova e abbiamo tutta l'intenzione di farlo collaborando con voi, cercando di evitare anche certi problemi che indubbiamente ci sono stati nel passato. Quindi vi ringrazio e ci rivedremo col comitato di sorveglianza a febbraio. Grazie e buona giornata a tutti.